Ben ritrovati, un saluto. Proseguiamo oggi il nostro percorso sul Risorgimento. Parliamo della primavera dei popoli, cosiddetta. È un'espressione, primavera dei popoli, che indica una serie di rivoluzioni che avvennero nel 1848 o nel biennio 48-49, ma cominciarono nel 48. Una serie di rivoluzioni che ebbero un enorme impatto storico, tanto da diventare proverbiali. Ancora oggi è rimasto nel linguaggio l'espressione fare un 48. Non so se l'avete mai sentita. Sono stato ad un certo posto e è successo un 48, cioè è successo un trambusto, una confusione infinita. Ecco, nel 48 tutta l'Europa, quasi tutta, ad eccezione della Gran Bretagna, lo stato più avanzato, e della Russia, l'impero più arretrato, impero ottomano a parte, tutta l'Europa è attraversata da questi moti rivoluzionari che modificheranno poi a lungo raggio la fisionomia e l'identità dell'Europa stessa. Questi moti rivoluzionari erano mossi da motivazioni politiche ben precise. Generalmente erano rivoluzioni che miravano a rovesciare i governi legittimi della Restaurazione per sostituirli con governi liberali, costituzionali liberali. Talvolta questo obiettivo politico, l'instaurazione di un governo liberale costituzionale, si saldava con un'altra grande aspirazione, quella dell'indipendenza, la cacciata dello straniero e l'autodeterminazione del popolo, secondo un principio che a Vienna non venne preso in considerazione, appunto il principio di nazionalità, ad ogni popolo il proprio Stato. Ecco, allora sarà una lunga marcia oggi per cercare di mettere un po' di ordine nelle cose che diremo. Vi ho approntato un piccolo schema che vi mostro in anticipo per potervi mostrare di cosa affronteremo. Allora, in Europa abbiamo lo scoppio di diversi moti rivoluzionari, 48-49. Allo stesso tempo, all'interno della penisola italica scoppia la cosiddetta prima guerra di indipendenza, che affronteremo molto bene. Il tema di oggi sostanzialmente è centrato sulla prima guerra di indipendenza. Vedete che concettualmente è incastonata all'interno dei moti del 48-49. Anzi, possiamo dire che i moti del 48-49 terminano con la resa di Venezia il 22 agosto del 49. Ecco, a sua volta la prima guerra di indipendenza italiana può essere concettualmente divisa in altre tre fasi, secondo un criterio politico-ideologico, vedete, pensiero politico dominante, e cioè una prima fase neoguelfa e moderata, fase che a dire il vero comincia un pochino prima rispetto allo scoppio della prima guerra di indipendenza, poi abbiamo una fase democratica e alla fine una fase restauratrice. Questo è per mettere un po' di ordine. Quindi primavera dei popoli 48-49, all'interno della quale anche l'Italia gioca un proprio ruolo, prima guerra di indipendenza che può essere distinta, per così dire, in tre fasi: neoguelfa moderata, democratica e restauratrice. Allora, questo è lo schema generale, proseguiamo in ordine cronologico. Partiamo da un evento molto importante, l'elezione al soglio pontificio di un nuovo papa. Era morto Gregorio XVI e il 16 giugno 1846 veniva eletto al soglio pontificio Giovanni Maria Mastai Ferretti, questo è il nome per esteso, Papa Ferretti, che diventa Pio IX, vescovo di Imola, che venne eletto in conclave. Fu un'elezione molto importante perché segnò un'epoca. Poco dopo la sua elezione a pontefice, Papa Ferretti
decise di fare una cosa che non era inconsueta per un nuovo Papa, e cioè di istituire, di approvare una amnistia politica per i prigionieri politici. I prigionieri politici delle carceri romane potevano uscire e al tempo stesso gli esiliati politici potevano rientrare nello Stato Pontificio. Era un atto di misericordia che generalmente i pontefici, ma non solo, anche i sovrani laici in generale, usavano fare al momento della loro elezione. Ecco, il problema, o meglio il punto, è che questo atto consueto per un Papa di Pio IX, in quel clima risorgimentale molto acceso, venne interpretato come una strizzata d'occhio, per così dire, un'approvazione implicita del Papa nei confronti dei liberali, magari dei repubblicani, ma comunque una strizzata d'occhio nei confronti della causa della unità nazionale. E ci furono moltissime manifestazioni di entusiasmo che presero alla sprovvista lo stesso Pio IX. Non si aspettava tanto entusiasmo e tanta attenzione nei confronti di un gesto che era piuttosto rituale. Ciò nonostante, Pio IX procedette con molta prudenza nell'opera delle riforme che intendeva attuare e incaricò una commissione che avrebbe dovuto preparare dei testi per la riforma dell'istruzione, dell'economia e più in generale della legislazione pontificia. Riforme che ancora una volta stimolarono grandissimo entusiasmo. In queste riforme, per esempio, si prevedeva anche un forte ammorbidamento della legge sulla censura. Pio IX prevedeva anche di istituire una nuova rete ferroviaria. Tenete conto che la ferrovia era il grande simbolo di modernità e di progresso in questo momento. Era nata da poco tempo, venne inventata la locomotiva a vapore da Stephenson in Inghilterra nel 1829. Poi piano piano l'adottarono la Francia e il Belgio, arriva anche in Italia, il primo tratto ferroviario è Napoli-Portici, 1839, e anche il Papa adesso intendeva dotare lo Stato Pontificio di una rete ferroviaria che collegasse lo Stato Pontificio con gli altri stati italiani. Insomma, tutte queste novità vennero interpretate con grandissimo entusiasmo patriottico. Sembrava che il Papa volesse in qualche modo porsi a capo del movimento nazionale che intendeva creare un nuovo Stato, l'unità d'Italia. Pensate che l'entusiasmo fu tale che lo stesso Mazzini, esule a Londra, prese carta e penna e scrisse a Pio IX, chiedendogli di porsi a capo del movimento nazionale. Mazzini, che era un repubblicano convinto e anche un anticattolico convinto, ma l'entusiasmo fu tale da contagiare anche, per così dire, i nemici tradizionali del cattolicesimo. Lo stesso Garibaldi, che pure non nutriva nessuna particolare simpatia per la Chiesa o per il papato, propose a Pio IX di utilizzare la sua legione italiana, quella che aveva creato oltreoceano, per questo tipo di obiettivo politico, l'unità d'Italia. Ma pensate che più in generale, quando veniva messa in scena nei vari teatri l'Ernani di Verdi, ad un certo punto il coro doveva cantare O Sommo Carlo, intendendo Carlo Magno, e le parole venivano invece modificate in O Sommo Pio, cioè O Sommo Pio IX. Cioè ci fu tutto un entusiasmo attorno a questo pontefice che lo presero alla sprovvista e entusiasmo che venne, come dire, giustificato dal fatto che molti vedevano in Pio IX l'incarnazione dell'ideale neoguelfo, come diceva Vincenzo Gioberti. Finalmente un Papa che si pone a capo delle varie membra sparse degli stati italiani, funge da anima accentratrice per poter spingere ed accelerare il processo di unificazione nazionale.
Ecco, tutto questo entusiasmo attorno al pontefice ovviamente non era condiviso da tutti e il grande cancelliere austriaco Metternich vedeva come fumo negli occhi la possibilità di un papa liberale, di un papa che avallasse il processo di unificazione nazionale. Tanto è vero che Metternich, appena cominciò ad annusare questo clima patriottico che andava anche un po' artificialmente costruendosi attorno al pontefice, decise di inviare una guarnigione militare a Ferrara, o meglio di rafforzarla. Già al congresso di Vienna era stato stabilito che gli austriaci potessero mantenere a Ferrara una guarnigione militare. Ecco, quella guarnigione venne rafforzata e cercando di rendere più palese possibile questo processo di rafforzamento, in modo che il segnale politico arrivasse molto chiaro a Pio IX, e cioè il segnale politico era questo: attenzione Pio IX a non spingere troppo sull'acceleratore dell'unità politica italiana o a non prestarti troppo a questo tipo di interpretazioni, perché siamo pronti ad intervenire. Ferrara, d'altro canto, era una città che faceva parte dello Stato Pontificio. La reazione di Pio IX fu estremamente fine ed elegante, fu molto acuta da un punto di vista politico, perché vedete nel novembre del 47 il Papa istituisce una lega doganale italiana, cioè un'unione doganale tra più stati all'interno della quale non ci sarebbe stato nessun dazio alle frontiere. Parteciparono inizialmente lo Stato della Chiesa, ovviamente, che era promotore di questa iniziativa, la Toscana e il Piemonte. Era un'idea molto intelligente questa di Pio IX, perché un'unione doganale avrebbe comportato una serie di conseguenze che facilmente avrebbe favorito anche una sorta di unità politica, tutta da pensare, ma la direzione verso cui spingeva l'unione doganale era appunto un'unione in qualche modo politica. Perché? Perché una unione doganale esige anche che cosa? Di stabilire per esempio un sistema comune di controllo e di gestione delle merci. Un'unione doganale facilmente esige anche una equiparazione dei pesi e delle misure, che ancora spesso erano diversi da Stato a Stato. Un'unione doganale probabilmente avrebbe anche poi previsto l'assunzione di una moneta unica. Insomma, tutte cose che avrebbero potuto evolvere verso un'unità politica sempre più stretta. Possiamo vedere il caso dell'Unione Europea. Nasce innanzitutto come comunità economica, piano piano l'economia si travasa nella sfera politica e come dire, favorisce un'unità sempre più profonda anche da questo punto di vista. Tenete conto che, ripeto, questo era anche il periodo in cui le ferrovie cominciavano a diffondersi un po' ovunque e anche l'estensione della rete ferroviaria avrebbe in qualche modo avvallato questo processo di unità politica. Perché? Perché collegare tutta la penisola con la rete ferroviaria significava, tanto per dirne una, avere uno scartamento, cioè una distanza fra binari comune in tutta la penisola. Significava coordinare per esempio gli orari per le coincidenze dei vari treni, significava una gestione comune dell'apparato ferroviario e quant'altro, ma soprattutto una comune rete ferroviaria avrebbe definitivamente abbattuto, probabilmente, tutti i dazi interni che erano presenti fra i vari stati. Pensate, giusto per darvi l'idea, che tra Lucca e Bologna c'erano ben 7 dazi doganali. Quindi le merci che transitavano da Lucca a Bologna, per così dire, ad ogni cima appenninica, dovevano fermarsi per pagare dazio. Chiaro che con il treno non era più possibile, perché non era pensabile fermare il treno ogni 15 km per controllare le merci. Tutto il vantaggio del treno, che si basa sulla velocità, sarebbe stato completamente annullato. Ecco, per cui la mossa di Pio IX era intelligente, no? Creare innanzitutto una lega doganale che
saldandosi anche con l'estensione della rete ferroviaria, piano piano avrebbe favorito probabilmente anche processi di unificazione nazionale. Tenete conto che da questa Lega Doganale Italiana era escluso evidentemente il Lombardo-Veneto, sottoposto all'impero austriaco. E anche questa era una mossa strategica, perché se quella Lega Doganale avesse funzionato, e non c'erano motivi per i quali non dovesse funzionare, perché un'unione doganale simile, quella fatta in Germania, il cosiddetto Zollverein del 1834, quello stava funzionando alla grande, per cui probabilmente avrebbe funzionato anche in Italia. Ecco, se quella lega avesse funzionato, avrebbe esercitato una grandissima attrazione nei confronti dei Lombardi e dei Veneti, che a quel punto avrebbero fatto pressione sul governo di Vienna o sui governatori locali per poter partecipare a quella lega. Ma a quel punto lì, da un punto di vista economico, il Lombardo-Veneto sarebbe stato calamitato verso l'orizzonte italiano più che verso l'orizzonte europeo. E gli austriaci non avrebbero mai concesso una cosa del genere, perché già a partire dalla seconda metà degli anni 30 la Lombardia e il Veneto erano le province fondamentalmente più ricche di tutto l'impero austriaco. Questo è bene ricordarlo. Pensate che ci fu un momento di difficoltà iniziale dopo il congresso di Vienna, ma nella seconda metà degli anni 30 le cose cambiarono radicalmente. Pensate che un terzo di tutti gli introiti dell'impero asburgico, un terzo, derivavano solo dalla Lombardia e dal Veneto, per dire quanto produttive erano queste regioni. Se noi facessimo una classifica del reddito pro capite, la prima regione nell'impero asburgico era la Bassa Austria, d'altronde il cuore pulsante del potere asburgico, ma subito dopo come reddito pro capite abbiamo Lombardia e Veneto a pari merito, che occupavano la seconda posizione della Lombardia, la terza il Veneto, ma praticamente uguali. Cioè, per dire che erano province che gli austriaci non potevano permettersi di perdere né da un punto di vista politico, ma tantomeno da un punto di vista economico. Tanto è vero che pochi anni dopo, quando cominceranno a nascere le ferrovie anche nel Lombardo-Veneto, gli austriaci si rifiutarono sempre di collegare Milano e più in generale il Lombardo-Veneto con Torino e con Genova, e addirittura tutte le merci lombarde non potevano transitare dal porto di Genova, straniero, piemontese, ma dal porto di Trieste, che appunto era un porto asburgico. Per cui l'idea di Pio IX poteva avere dei risultati molto interessanti, no? Quello appunto di fungere da polo d'attrazione per il Lombardo-Veneto e quindi calamitare economicamente, senza la forza delle armi, tutta quella regione nella compagine italiana. Non sappiamo come avrebbe potuto però finire questo progetto, perché pochi mesi dopo cominciano a scoppiare i primi moti rivoluzionari in Europa. Il primissimo moto del 1848, a dire il vero, scoppia a Palermo. Vedete, 12 gennaio 1848. Sovrano del Regno delle Due Sicilie era Ferdinando II di Borbone. Allora, in Sicilia sapete che i siciliani hanno sempre mal digerito il dominio napoletano e infatti anche in questo momento la tensione era alta. Già da diversi mesi circolavano manifesti, circolavano pamphlet che denunciavano il governo borbonico, rivendicando l'autonomia, se non l'indipendenza vera e propria della Sicilia da Napoli. I capipopolo erano in questo caso, sono nomi importanti nel Risorgimento, Rosalino Pilo e Francesco Crispi. Ecco, a un certo punto la tensione esplode. Era il 12 gennaio 1848, tra l'altro il compleanno di Ferdinando II di Borbone, re di Napoli, quindi gli fecero anche un buon regalo di compleanno.
Un capopopolo tiene un discorso a Palermo, arringa la folla, ci sono alcuni episodi di risse contro i militari borbonici, in men che non si dica la rissa sfocia in una rivoluzione vera e propria, che si allarga e contagia anche tutte le altre città siciliane, diversamente da quello che era successo invece nei moti del 20 e 21, quando la rivoluzione si accese a Palermo, ma rimase anche confinata a Palermo. Ecco, in questo caso la rivoluzione si estende a tutta la Sicilia. I motivi quali sono? Vi dicevo, o di carattere indipendentista. Lo slogan era concettualmente prima i siciliani, cioè per esempio i rivoluzionari chiedevano che le assunzioni statali all'interno della Sicilia fossero riservate solo ai siciliani. E c'erano anche motivazioni di carattere sociale. I contadini rivendicavano una più equa redistribuzione delle terre. C'erano motivi legati anche alla semplice criminalità urbana, giovani e meno giovani che approfittavano di qualsiasi occasione pur di scontrarsi con le forze dell'ordine. Ecco, sicuramente fra tutti i vari moventi alla base di questa insurrezione non c'era la richiesta di unità nazionale. Nessuno invocava la nascita o la creazione di un nuovo Stato, l'Italia. Era completamente fuori dall'orizzonte dei siciliani in quel momento lì. La rivoluzione fu piuttosto violenta e vennero attaccate le caserme, vennero massacrati i poliziotti, vennero saccheggiati uffici, case private, vennero liberati molti prigionieri, vennero sequestrati nemici politici. Insomma, fu una rivoluzione nel vero senso della parola. Naturalmente questa rivoluzione in Sicilia non poteva che accendere anche la polveriera napoletana. E a Napoli si riversano migliaia di persone in marcia domandando una Costituzione. Era sempre quella alla fine la richiesta di una Costituzione liberale concessa dai governanti. Ferdinando II chiaramente è in difficoltà, perde il controllo della Sicilia e a Napoli la situazione era esplosiva, per cui decide di venire incontro alle richieste dei manifestanti e dichiara di voler concedere una Costituzione che prevedeva una Camera elettiva. E in questo modo viene a capo del malcontento napoletano. In Sicilia però i moti di protesta proseguono e proseguiranno ancora per qualche mese fino al settembre del 48, quando Ferdinando II, sicuro della fedeltà dell'esercito, manda le proprie milizie in Sicilia e senza nemmeno grandi sforzi, a dire il vero, riesce a recuperare quella regione all'ordine, anche perché spesso e volentieri i siciliani si resero conto che tutto sommato era meglio il regime borbonico e napoletano che non il nuovo governo siciliano. È un leitmotiv che capita spesso, che i rivoluzionari poi a rivoluzione compiuta si rendano conto che si stava meglio quando si stava peggio. Ci sono molti episodi storici da questo punto di vista. E ci furono anche episodi di forte resistenza nei confronti delle truppe borboniche. Per esempio a Messina venne posta sotto assedio, i messinesi volevano resistere e Ferdinando II ordina di prendere a cannonate la città, cioè ordina l'utilizzo massiccio dell'artiglieria, fatto che gli procurò il nomignolo di Re Bomba. Il Re Bomba è appunto Ferdinando II. Ecco, non era un epiteto lusinghiero, insomma era un re bombarolo. Ad ogni modo, nel settembre del 48 la Sicilia torna sotto l'alveo del governo borbonico. La decisione di Ferdinando II di concedere una Costituzione a Napoli ebbe delle ricadute a cascata su diversi altri stati italiani. Sia a Roma, sia a Firenze, sia a Torino, i vari governanti, e cioè rispettivamente il Papa Pio IX a Roma, Leopoldo II, Granduca di Toscana, e Carlo Alberto, re di Piemonte,
concessero delle costituzioni moderate. E fu una mossa prudente da parte loro, perché si rendevano conto che la situazione era esplosiva anche nei loro regni, come lo era a Napoli e come lo era in Europa in quel momento. Tra poco infatti vedremo che scoppieranno diverse rivoluzioni e pertanto pensarono che prevenire fosse meglio che curare, in sostanza, e decisero di scongiurare lo scoppio di una rivoluzione concedendo in anticipo delle costituzioni. Ecco perché queste costituzioni, concesse tra il febbraio e il marzo del 48, come vedete nella slide, vengono chiamate costituzioni ottriate, da una parola francese octroyer, che significa concessa. Una costituzione concessa è una costituzione che appunto viene concessa liberamente e in modo magnanimo dal governo, dal governatore o dal re, al proprio popolo. Non è una costituzione che il popolo rivendica come proprio diritto, cioè una costituzione ceduta dall'alto, spontaneamente dal governante di turno. E è un particolare sostanziale perché tutto sommato giustifica ancora una visione del potere dall'alto, cioè è il re che dall'alto decide di concedere qualcosa, non il popolo che dal basso rivendica un diritto che deve essergli riconosciuto. Per cui si chiamano costituzioni ottriate, costituzioni se volete moderate perché concedevano alcuni margini di libertà e di gestione della cosa pubblica al popolo, tutelando però un ruolo molto importante al governante. Queste costituzioni in genere, sia quella di Pio IX, di Leopoldo II e anche quella di Carlo Alberto, si ispirarono alle costituzioni moderate liberali che vennero concesse in Europa durante i moti del 30 e 31. Le due grandi costituzioni a cui si ispirarono in Italia in questo momento furono la Costituzione francese del 1830 e la Costituzione del Belgio dell'anno successivo. Ecco. Di queste tre Costituzioni, Roma, Firenze e Torino, la più importante da un punto di vista storico è sicuramente quella concessa da Carlo Alberto. Parliamo del famosissimo Statuto Albertino. Albertino perché richiama Carlo Alberto, evidentemente, statuto perché Carlo Alberto non voleva utilizzare la parola Costituzione, preferiva la parola statuto che probabilmente diceva meglio il fatto che quel documento fosse concesso dall'alto e non rivendicato dal basso. Sono termini che hanno un loro significato politico ben preciso. Ecco, vedete proprio nell'incipit dello statuto cosa si dice, no? Carlo Alberto, per la grazia di Dio, re di Sardegna, di Cipro, di Gerusalemme, eccetera, eccetera, tutti i suoi titoli, con la lealtà di re e con affetto di padre, noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi, perché prima viene annunciata l'introduzione della Costituzione, poi la Costituzione, meglio lo Statuto, venne introdotto realmente. Di nostra certa scienza, regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia, quanto segue. Ecco, vedete che la formula è proprio una formula ottriata, cioè di nostra certa scienza concediamo questo statuto fondamentale che consiste nei seguenti punti. Ecco, in sostanza, molto brevemente, possiamo dire che lo Statuto Albertino era un passo in avanti rispetto alla situazione precedente, non era ancora una Costituzione, uno Statuto pienamente liberale. Uno dei capisaldi del pensiero liberale è la separazione dei poteri, no? Da Montesquieu in poi, legislativo, esecutivo e giudiziario. Ecco, lo Statuto Albertino prevedeva ancora un fortissimo controllo da parte del monarca su tutti e tre questi poteri, per cui non c'era reale separazione. Per capirci, il monarca nominava i giudici e quindi controllava in buona sostanza il potere giudiziario. I ministri
depositari del potere esecutivo, rispondevano del loro operato non di fronte al Parlamento, rappresentante del popolo, ma di fronte al re. E in ultima analisi il monarca aveva anche la possibilità di approvare o di respingere le leggi, cioè il cosiddetto veto legislativo, e quindi controllava direttamente o indirettamente anche il potere legislativo. Ecco, è pur vero che vennero create due camere, il Senato, i cui membri erano nominati direttamente dal re, e quindi evidentemente nominava uomini di propria fiducia, incarichi che poi duravano a vita, e la Camera. La Camera invece era elettiva, basata però su un suffragio censitario molto severo. Potevano votare massimo, in base al censo, massimo il 2% degli elettori maschi, per cui una base elettorale estremamente risicata, che però già in qualche modo esprimeva una qualche forma di rappresentanza popolare. Ecco, lo Statuto Albertino è particolarmente importante perché poi, quando il Piemonte creerà il nuovo Stato italiano, trasferirà ipso facto il proprio statuto statuto piemontese, lo Statuto Albertino, a statuto dello Stato italiano, cioè diventerà la Costituzione del nuovo Stato italiano e resterà la Costituzione del nuovo Regno d'Italia fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando poi lo Statuto Albertino verrà sostituito dall'attuale Costituzione ancora vigente in Italia. Ecco perché lo Statuto Albertino è storicamente così importante. Bene, mentre in Italia succedeva tutto questo e siamo arrivati ai primi di marzo, perché dicevamo in gennaio scoppia la rivoluzione in Sicilia e già nei primi di marzo Roma, Firenze e Torino concedono delle costituzioni. Mentre capita tutto questo, in Europa comincia a divampare il fuoco della rivolta. Scoppiano i cosiddetti moti del 48-49. Il primo paese in cui scoppiano delle rivoluzioni è la Francia. Parliamo naturalmente di Parigi. I parigini sono sempre molto irrequieti dalla rivoluzione francese in poi. Ecco, cosa accadde brevemente a Parigi? Che ci furono delle sommosse di democratici, e cioè di diverse persone che erano nettamente minoritarie in Parlamento, ma che riuscirono ad ottenere il controllo delle piazze. Ecco, i democratici non si accontentavano delle conquiste dei moti del 30 e 31, quando i francesi cacciarono l'ultimo dei Borbone, Carlo X, e instaurarono la cosiddetta monarchia di luglio, no? La monarchia di Luigi Filippo d'Orléans, una monarchia liberale tra l'altro. I democratici non si accontentavano di questa conquista liberale, ma spingevano affinché venisse introdotto il suffragio universale. E venne organizzata la cosiddetta campagna dei banchetti, che poi venne ostacolata se non repressa dalle autorità. Insomma, scoppia una rivoluzione il 22 febbraio, la Guardia Civile solidarizza con gli insorti e Luigi Filippo d'Orléans, il re di Francia, deve fuggire. Venne istituita la Seconda Repubblica Francese nel 1848. Fuggito il re, non si volle rimpiazzarlo con un altro re, ma si pensò di cambiare la Costituzione francese e di fare della Francia una repubblica. Era la cosiddetta Seconda Repubblica. La Prima Repubblica era quella che era nata durante la Rivoluzione francese nel 1792. Ebbe vita breve questa Seconda Repubblica francese perché ancora una volta i governanti non seppero mantenere l'ordine sociale, ci furono diverse tensioni, scontri nelle piazze e i moderati tornarono ad avere voce in capitolo, ad essere la maggior parte nel paese,
e venne eletto come presidente della Repubblica Luigi Napoleone, un noto conservatore che sarebbe stato in grado di mantenere pace, ordine sociale e garantire anche prosperità economica. Questo Luigi Napoleone, aperta e chiusa parentesi, era il nipote di Napoleone, di Napoleone Bonaparte. E Napoleone aveva diversi fratelli, uno era Luigi Bonaparte, che poi diventerà anche re d'Olanda ad un certo punto. Il figlio di questo Luigi, che si chiamava Luigi Napoleone Bonaparte, sarà appunto il personaggio che verrà eletto presidente della Seconda Repubblica francese nel 48. Buon sangue non mente, apro e chiudo la parentesi, perché 4 anni dopo, nel 52, Luigi Napoleone Bonaparte fa un colpo di Stato con l'ausilio dell'esercito e converte la Seconda Repubblica francese nel Secondo Impero francese e si autoconferisce il titolo di Napoleone III, imperatore dei francesi. Insomma, probabilmente il gene dei Bonaparti tornava a generazioni alterne a farsi sentire. Comunque, il 22 febbraio scoppia questa rivolta di Parigi, rivolta che infiammò tutte le altre polveriere europee. Subito dopo, infatti, a cascata si ribella Vienna, era il 13 marzo del 48. I governanti non riescono ad arginare l'impeto della folla e decidono di sacrificare 2 personaggi di spicco della corte viennese, e cioè Metternich, che viene licenziato, se ne andrà in esilio a Londra dove c'era anche Mazzini, tra l'altro suo acerrimo nemico, ironia della sorte, ma verrà fatto abdicare l'imperatore Ferdinando. Ecco, Ferdinando era Ferdinando I, era un imperatore semisquilibrato di mente. Per tentare di venire incontro alle richieste della folla, Ferdinando I venne fatto abdicare, al suo posto salì al trono il 18enne Francesco Giuseppe, famosissimo imperatore che poi sposerà la principessa Sissi, eccetera, eccetera, e che poi arriverà fino alla Prima Guerra Mondiale, morendo poco prima del termine della Prima Guerra Mondiale. Francesco Giuseppe è ricordato più o meno ovunque in Austria e dintorni. Qui siamo a Vienna, vedete, questo è il museo dell'Albertina, vedete lo stile neoclassico, e qui c'è un monumento equestre, uno dei tanti, uno dei più imponenti, dedicato proprio a Francesco Giuseppe a cavallo. Il problema qual era? Che l'impero austriaco-asburgico era ancora un impero fortemente multietnico. Gli sudditi tedeschi erano solo 1/3 rispetto alla somma di tutte le altre nazionalità, e questo era un problema non da poco, un elemento di debolezza straordinario all'interno dell'impero asburgico. In Europa le cose andavano diversamente e già da diversi secoli altre realtà politiche avevano provveduto a ottenere una certa omogeneità etnico-culturale e religiosa all'interno dei propri confini. Omogeneità che poi avrebbe anche garantito una certa stabilità politica. Lo fece la Spagna al termine del processo della Reconquista, cacciando ebrei e musulmani. Lo fece la Francia nelle guerre ugonotte, quindi poi con Luigi XIV, che mise fine alla libertà di culto, uniformando da un punto di vista dottrinale la Francia. Lo fece la Germania con le guerre di religione nel corso del Seicento. Ricordate quel famoso proclama, no? Cuius regio eius religio, della pace di Augusta. E lo fece anche l'Italia con l'Inquisizione, andando a colpire gli eretici prima che le idee eretiche si diffondessero per la penisola, creando contrasti e tensioni a non finire. Ecco, queste operazioni di omogeneità
etnica, culturale e religiosa all'interno dell'impero asburgico non vennero mai fatte, e non solo all'interno dell'impero asburgico, anche nell'impero zarista, anche nell'impero ottomano, tutti grandi imperi multietnici che però dovettero in questo momento storico fare i conti con le differenze etniche presenti al proprio interno, che creavano tensioni a non finire e che spingevano verso la dissoluzione di quell'ordine, rivendicando autonomia e indipendenza. E infatti, non appena a Vienna scoppiano questi moti, ne approfittano tutte le nazionalità sottomesse agli Asburgo. Vedete, 15 marzo si ribella Budapest. Gli ungheresi erano una delle etnie più numerose da secoli sottoposte agli Asburgo. Qui si ribellano gli ungheresi sotto la guida del famoso Kossuth, che organizzò addirittura un esercito nazionale come preambolo per l'indipendenza totale da Vienna. Kossuth è un eroe nazionale, se vi capiterà di andare a Budapest, una città bellissima, troverete sue statue o targhe disseminate un po' ovunque. Questa è la piazza degli eroi, vedete c'è questo semicolonnato in cui vengono rappresentati tutti gli eroi nazionali. Ogni statua rappresenta un eroe nazionale. Il primo a sinistra è il padre della patria ungherese, Santo Stefano, colui che convertì il popolo magiaro al cattolicesimo, e qui alla fine, siamo ancora nel IX secolo, e qui alla fine invece trovate proprio Kossuth, l'eroe nazionale che cercò poi invano di ottenere l'indipendenza da Vienna proprio in questi moti del 48-49. Ecco, questo è il Parlamento di Budapest, forse è il Parlamento più bello d'Europa, un edificio del XIX secolo, alla fine del XIX secolo, stile neogotico come andava di moda al tempo, e proprio di fronte al Parlamento, lo vedete qui, c'è un memoriale a Kossuth, vedete Kossuth al centro, circondato dai suoi luogotenenti. Ecco, purtroppo per i magiari o gli ungheresi che dir si voglia, questa ribellione non andò a buon fine, perché gli austriaci, anche grazie all'aiuto di alcune truppe russe, interverranno massicciamente a Budapest e soffocheranno la rivolta nell'agosto del 49. Però per diversi mesi gli ungheresi accarezzarono la possibilità di ritagliarsi uno stato proprio, secondo il principio di nazionalità, ad ogni popolo il proprio stato. Ma gli ungheresi non erano l'unica minoranza etnica inclusa nell'impero asburgico, c'erano anche gli slavi, per cui vedete già il 19 marzo si ribella Praga, capitale della Boemia. Praga non voleva separarsi dalla corona asburgica, domandava però la concessione di più ampie libertà politiche e rivendicava queste più ampie libertà non solo per se stessi, ma per tutti gli slavi disseminati all'interno dell'impero asburgico, sia gli slavi del nord, e quindi per esempio i boemi, gli slovacchi, i ruteni, i galiziani, ma anche gli slavi del sud, e quindi soprattutto gli sloveni e i croati. Insomma, si faceva capofila di tutte le minoranze slave, che erano molte, sottoposte alla corona asburgica. E naturalmente gli Asburgo non potevano accettare una sollevazione di questo genere e Praga venne accerchiata, presa a cannonate e obbligata ad arrendersi. Quindi sia Praga che Budapest poi vennero piegate con la forza, mentre a Vienna si cercò di avere ragione dei manifestanti sostituendo Metternich e Ferdinando I nei loro rispettivi ruoli. Si ribellò anche Berlino. Berlino era indipendente dall'impero asburgico, ma faceva sempre parte del mondo germanofono. E anche qui il re di Berlino deve alla fine cedere alle richieste dei manifestanti, dando la libertà di stampa e la possibilità di formare un Parlamento. Quindi anche Federico Guglielmo IV
cede, un po' come avevano fatto i governanti a Vienna, alle richieste della folla. Tra le minoranze etniche più importanti e più numerose all'interno dell'impero asburgico c'erano anche ovviamente i Lombardi e i Veneti. Qui nella carta vedete la mappa di tutte le componenti etniche che caratterizzavano l'impero asburgico. Anche Venezia e Milano approfittano della difficoltà degli austriaci. Venezia si solleva il 17 marzo e Milano si solleva il 18 marzo. Vedete che le date sono tutte vicine. Appena giungeva la notizia fondamentalmente che a Vienna il popolo era in rivolta, nel giro di pochissimi giorni si ribellavano anche gli altri. Allora partiamo da Venezia. Il 17 marzo cosa accadde? Quando giunse appunto la notizia che gli austriaci a Vienna erano in difficoltà, una massa enorme di persone si riversò in piazza San Marco, domandando la liberazione, la scarcerazione dei leader politici anti-austriaci, quelli che erano già stati messi in galera dal governatore austriaco di Venezia, soprattutto Daniele Manin e Niccolò Tommaseo. Dei due il più importante sicuramente è Daniele Manin. Era un avvocato di origini israelite, il padre si era convertito al cattolicesimo, aveva cambiato nome e aveva assunto il cognome dell'ultimo doge di Venezia, Ludovico Manin, da cui poi il figlio Daniele Manin. Ecco, Daniele Manin era il capopopolo più carismatico di posizione anti-austriaca. Egli affermava che i veneziani dovessero combattere gli austriaci non con le armi, d'altronde sarebbe stato impossibile, l'esercito austriaco era forse il migliore in Europa in quel momento, ma attraverso quello che lui chiamava una resistenza legale. Cioè, da avvocato affermava che bisognava aggrapparsi a qualsiasi formalismo, a qualsiasi cavillo giuridico, pur di rendere la vita impossibile agli austriaci, a norma di legge, pur di rivendicare tutti i diritti che spettavano ai veneti, pur di poter ottenere il maggior grado di autodeterminazione, pur di poter ottenere la nomina di veneti nelle posizioni di comando, come in alcuni casi il regolamento del Lombardo-Veneto prevedeva, anche se spesso e volentieri era disatteso. Per cui la sua era una forma di opposizione giuridico-culturale, per così dire. Ovviamente non poteva essere accettato dalle autorità austriache e venne messo in prigione. Il 17 marzo i veneziani si riversano in piazza San Marco, chiedono la liberazione. Il governatore austriaco concede alla folla di scarcerare i loro leader politici, ma Daniele Manin rifiuta di essere liberato dal popolo, non riconoscendo al popolo il diritto di scarcerare nessuno. Doveva essere piuttosto un ordine formale e legale delle pubbliche autorità austriache a prevedere la sua scarcerazione. Notate la mentalità coerente di Manin, resistenza legale cercando di fuggire il più possibile i metodi violenti rivoluzionari. Il governatore accetta, Manin viene scarcerato secondo forme legali, ma naturalmente a quel punto lì il governatore austriaco, in generale tutto l'assetto austriaco a Venezia, si mostrava estremamente debole alle richieste della folla e di Manin, debolezza che non poteva essere che un preambolo ad una rivoluzione vera e propria. L'insurrezione scoppia il 22 marzo, parte dall'arsenale ad opera di alcuni soldati fanti di marina e si diffonde in tutta la città. È bravissimo Daniele Manin a cavalcare quell'insurrezione e a guidarla politicamente per ottenere gli obiettivi che si prefissava. Il grido che diceva l'identità di quella insurrezione era, scelto da Manin, viva la Repubblica, viva San Marco.
Sapeva benissimo Manin che nessun altro grido avrebbe infiammato e entusiasmato il popolo veneziano come quel grido d'antichissima gloria, viva San Marco. Venezia era una città che si era ammantata di gloria per secoli e che poi venne soppressa nelle sue forme tradizionali, come sappiamo, da Napoleone, 50 anni prima più o meno. Ecco, quel ricordo delle glorie passate era ancora vivo presso i veneziani e sicuramente quel grido viva San Marco li avrebbe spronati alla rivolta e alla resistenza contro l'inevitabile controffensiva austriaca molto di più rispetto a qualsiasi altro slogan. Viva l'Italia era qualcosa che sarebbe stato poco significativo, forse per nulla significativo. Quindi anche Venezia, come i siciliani, si rivolta non per ottenere l'unità d'Italia, ma per ottenere l'indipendenza dagli austriaci, così come i siciliani lottavano per ottenere l'indipendenza da Napoli. Ecco, poi Daniele Manin non era del tutto refrattario a un progetto di unità nazionale, anzi era favorevole, ma era favorevole intanto in periodi più lunghi, in modo tale che ci si potesse arrivare nel modo più ordinato possibile, e secondo un'ottica federale, fortemente federale, per cui ad ogni regione era consentito conservare la propria identità storico-culturale. Manin assolutamente rifiutava qualsiasi progetto politico che omologasse le identità politiche regionali delle varie regioni, dei vari popoli italiani. Ecco, qui vedete, se vi capiterà di andare a Venezia, che anche nella toponomastica si ricorda la giornata del 22 marzo, Calle Larga 22 marzo, è una delle vie più commerciali di Venezia, è una delle poche vie che non mantiene una toponomastica tradizionale. Non c'era solo Venezia nel Lombardo-Veneto, ma c'erano anche tutte le altre città venete. Ribellatasi Venezia, a cascata si ribellarono anche tutte le altre città venete, ad eccezione di Verona e di Belluno. Fu però una rivolta molto effimera, quella delle altre città venete, perché nel giro di pochissimo tempo i militari austriaci riuscirono a recuperare il controllo di tutto il Veneto, fatta eccezione per Venezia, che continuerà a combattere e a resistere fino all'agosto del 1849. Continuerà a farlo però da sola, attraverso sacrifici e sforzi immani. Ecco, quell'esempio che stava avvenendo in diverse città d'Europa, quell'esempio che era fatto proprio anche da Venezia, non poteva non contagiare anche Milano. E giungiamo alle famose 5 giornate di Milano. I veneziani si riversarono a San Marco il 17 marzo, i milanesi seguirono il giorno dopo, il 18. Già da tempo a Milano si registravano diverse tensioni fra il popolo e i militari austriaci. Era in atto il cosiddetto sciopero dei tabacchi e del gioco. Vi dicevo che il Lombardo-Veneto era una provincia molto ricca e pertanto la pressione fiscale era piuttosto alta. Gli austriaci, tra le altre cose, tassavano il tabacco e anche il gioco, il lotto e quant'altro. Ecco, come forma di protesta, i milanesi indissero uno sciopero, e cioè rifiutarono di comprare tabacco, sigari e quant'altro e di giocare, in modo tale da infliggere una perdita economica consistente alle casse degli austriaci. I militari austriaci cosa facevano a quel punto? Facevano un po' gli spacconi, si divertivano a girare per le strade di Milano con 2 sigari contemporaneamente in bocca, per rimarcare il contrasto, no? Allo sforzo dei milanesi di non fumare, i militari invece potevano permettersi addirittura di sprecare sigari e di fumarne 2 contemporaneamente. Una forma di provocazione che finì in diverse risse e che poi sfociò anche in alcuni morti. Insomma,
Questo stato di tensione esplose anche a seguito del contesto europeo e dell'esempio che veniva da Venezia nelle 5 giornate di Milano. Il 18 marzo a Milano sorgono le barricate, potete vedere qui nella stampa del tempo, no? E i milanesi cominciano a scontrarsi con i militari austriaci. I militari devono far fronte a un doppio attacco dall'interno da parte della popolazione milanese, ma anche dall'esterno, perché i contadini lombardi si coalizzarono con gli insorti milanesi e attaccarono Milano anche dall'esterno, per cui i soldati austriaci erano, come dire, presi tra due fuochi. Le persone che scesero in piazza in queste 5 giornate appartenevano a diversi strati sociali, c'erano operai, c'erano commercianti, c'erano artigiani, ma c'erano anche delle donne e c'erano anche un centinaio di preti. I preti con la loro presenza riuscirono a trascinare molte più persone rispetto a decenni di propaganda mazziniana. Infatti vedete anche in questa stampa, si vede qui, una delle scritte che veniva utilizzato come slogan anti-austriaco era Viva Pio IX, perché Pio IX, come vi dicevo, per un paio d'anni fu uno dei simboli patriottici più forti, cioè si vedeva nel Papa una possibile guida del processo di unificazione nazionale e diversi sacerdoti parteciparono a questi scontri. Ecco, nel giro di poco tempo venne creato un consiglio di guerra da parte dei milanesi, a capo del quale venne posto un personaggio importante, Carlo Cattaneo, uno dei nomi più noti del Risorgimento italiano. Era uno storico molto erudito e particolarmente aperto anche a nozioni di carattere scientifico. Tanto è vero che lui fu il fondatore di un noto periodico molto documentato e, come dire, moderno da un punto di vista scientifico, che si chiamava Il Politecnico. Ecco, Carlo Cattaneo era d'estrazione repubblicana e federalista. Egli mirava ad un'unità italiana secondo una logica federale, e cioè ambiva ad una Lombardia il più possibile autonoma all'interno di una confederazione di stati italiani altrettanto autonomi. Motivo per cui egli respingeva come fumo negli occhi qualsiasi possibilità d'alleanza con Carlo Alberto, re del Piemonte. Sapeva Cattaneo che allearsi con Carlo Alberto per cacciare gli austriaci significava passare da un dominatore, l'austriaco, a un altro dominatore, Casa Savoia, e pertanto avrebbe voluto ingaggiare autonomamente la guerra contro gli austriaci per liberare la Lombardia. Poi però di fatto si rese conto che l'esercito austriaco era troppo forte e necessitava dell'aiuto militare sabaudo, e quindi accettò a malincuore di chiedere l'aiuto a Casa Savoia per poter cacciare gli austriaci. Gli austriaci, che erano circa 12.000 a Milano, erano guidati da un personaggio d'eccezione, un generale straordinario, piuttosto anziano, aveva 82 anni, ma ancora molto arzillo, lucido e soprattutto grintoso e battagliero. È il famoso Radetzky, feldmaresciallo, questo era il grado militare, nonché governatore militare del Lombardo-Veneto. Ecco, Radetzky era di tutt'altra pasta rispetto ai suoi omologhi veneziani che cedettero così facilmente Venezia agli insorti. Radetzky era solito ripetere uno slogan, diceva che un po' di sangue versato al momento opportuno garantisce 30 anni di pace. Un po' di sangue versato al momento opportuno, come dire, previene
un male maggiore. Meglio pochi morti subito e 30 anni di pace, piuttosto che risparmiare la violenza sul momento e poi dover fare i conti con una situazione ingestibile che produce molti più morti. E fedele a questo slogan, Radetzky cerca di respingere i rivoltosi di Milano. Per 5 giorni infuria la battaglia, sorgono le barricate, milanesi, contadini e austriaci si scontrano. Dopo 5 giorni però Radetzky deve rinunciare. Correva il 22 marzo 1848. Preferisce non bombardare la città, avrebbe potuto utilizzare l'artiglieria contro i milanesi, per fortuna preferisce non farlo, e si ritira nel Veneto, e cioè nel famoso Quadrilatero. Il Quadrilatero, vedete, è quella zona che gli austriaci avevano già fortificato, disseminandola di forti, di arsenali e di caserme, compresa tra i 4 apici, da cui il Quadrilatero. 4 apici di Verona, Peschiera, Mantova e Legnago. Per cui immaginate Radetzky, no? Che si ritira da Milano e che si ritira appunto all'interno di questa zona qui chiamata il Quadrilatero. E perché si ritira Radetzky? Allora, innanzitutto perché si rendeva conto di essere in forte difficoltà in quel momento. Dal Brennero, quindi dalla Val d'Adige, questa qui, non poteva provenire nessun aiuto perché l'Austria era in difficoltà. In quel momento si era ribellata a Venezia, si era ribellata a Budapest, si era ribellata a Praga, c'erano movimenti a Vienna, non avevano forze disponibili da inviare a Radetzky. E non solo, gli stessi rifornimenti logistici, armi, munizioni e cibo potevano essere messe in seria crisi. Tutto il Veneto si era ribellato. Poi Radetzky temeva, cosa che poi di fatto avvenne, l'intervento di Carlo Alberto. Carlo Alberto, no, da Torino avrebbe potuto a sua volta approfittare del momento di crisi delle truppe austriache per intervenire massicciamente in Lombardia, cacciare Radetzky da Milano e prendersi tutta la regione. Radetzky, se Carlo Alberto fosse intervenuto in quel momento, durante le 5 giornate di Milano, non avrebbe avuto la forza per respingere le armate sabaude. E poi forse un altro motivo era che Radetzky non si fidava totalmente delle proprie truppe. Pensate che moltissime truppe austriache, cioè irrigimentate nell'esercito austriaco, erano in realtà o venete o lombarde. Forse addirittura 1/3 di tutti i militari guidati da Radetzky erano in realtà o lombardi o veneti. Radetzky forse non si fidava del tutto. C'è anche da dire che questo scetticismo era mal riposto perché né in questo momento né negli anni successivi le truppe lombardo-venete si ribelleranno ai propri superiori. Questo forse è anche un segno di scarsa penetrazione degli ideali risorgimentali presso le popolazioni venete e lombarde, o quantomeno scarsa penetrazione nell'esercito e nelle truppe lombardo-venete. Ad ogni modo, Radetzky pensa che fosse più prudente ritirarsi nel Quadrilatero e là si trincera. Carlo Alberto, ovviamente, non si lascia sfuggire l'occasione e il 23 marzo, quindi appena finite le 5 giornate di Milano, il 23 marzo dichiara guerra all'Austria con l'intenzione di invadere la Lombardia. Anche Carlo Alberto è mosso da diversi propositi. Da un lato temeva che la Lombardia diventasse una roccaforte dei repubblicani. Cacciati gli austriaci, i lombardi avrebbero potuto autocostituirsi in una repubblica e farsi paladini della causa di unità nazionale da un punto di vista però repubblicano, e quindi un punto di vista che avrebbe poi lottato per rovesciare la monarchia sabauda per fare anche del Piemonte una repubblica.
E questa era una minaccia che Carlo Alberto non poteva accettare. Ma poi aveva la pressione interna dei liberali e dei democratici piemontesi che scalpitavano per poter varcare il confine per dare manforte ai democratici e liberali lombardi che stavano combattendo contro gli austriaci. E poi c'è da dire che la tradizionale politica espansionistica sabauda giocò un certo ruolo, per cui Carlo Alberto dovette ritenere estremamente allettante la possibilità di inglobare una regione così ricca e prospera come la Lombardia all'interno del proprio regno. Insomma, il 23 marzo Carlo Alberto dichiara guerra all'Austria e invia le proprie truppe in Lombardia. Ci sono alcuni scontri. Durante la guerra tra piemontesi e austriaci, Carlo Alberto procede ad annettere al Piemonte tutte le città che poteva annettere. Per cui nel giro di pochissimo tempo tutta la Lombardia venne annessa al Piemonte, anche attraverso dei plebisciti, che diedero ovviamente esito favorevole. I plebisciti erano in genere dei pro forma che sanzionavano decisioni politiche già prese altrove. Dicevo, tutta la Lombardia viene annessa al Piemonte, ma anche molte città dell'Emilia vengono annesse al Piemonte, ma anche molte città del Veneto. E Venezia non accetta l'annessione al Piemonte. Venezia si era ribellata agli austriaci al grido di Viva San Marco, non viva l'Italia, nemmeno viva il Piemonte. Daniele Manin tiene duro parecchi mesi per mantenere quella rivoluzione il quanto più possibile ancorato all'identità veneto-veneziana. Poi però deve cedere. Venezia non aveva nessuna possibilità di resistere all'austriaco senza l'aiuto militare dei Savoia, e ricordo che il Piemonte aveva l'esercito più forte e più moderno dell'intera penisola, e pertanto nell'estate del 48 anche Manin e i suoi commilitoni accettano la formale annessione di Venezia al Piemonte pur di ottenere aiuto militare da parte di Carlo Alberto. Ecco, potete immaginare la reazione di Carlo Cattaneo a Milano. Già non voleva domandare aiuto militare al Piemonte, figuriamoci quando a cose fatte dovete constatare l'annessione della Lombardia al Piemonte. Andò su tutte le furie. Ecco, ricordo un'altra cosa, che quando Carlo Alberto decise di dichiarare guerra all'Austria, se ne uscì con una formula famosa: il Piemonte o l'Italia avrebbe dovuto fare da sé, cioè non accettava aiuti da parte di chi che sia, messaggio implicito alla Francia. I francesi non avrebbero dovuto intervenire in Italia, non avrebbero dovuto dar manforte al Piemonte, altrimenti poi avrebbero chiesto qualcosa in cambio, evidentemente, perché il Piemonte, quindi diciamo così la causa nazionale, era in grado di fare da sé autonomamente. Era piuttosto chiaro ormai che i reali obiettivi di Carlo Alberto erano di tipo espansionistico, e cioè Carlo Alberto mirava a creare un grande regno del nord Italia che inglobasse la Lombardia e magari anche il Veneto, una parte del Veneto. Distante anni luce l'idea di unificare politicamente tutta la penisola italiana. Quello cominciava a diventare chiarissimo, proprio perché a guerra ancora in corso la sua preoccupazione maggiore era quella di organizzare plebisciti per giustificare formalmente l'annessione di quante più città possibili al Piemonte. Non si preoccupò, per esempio, Carlo Alberto di inviare un contingente nel Trentino per tagliare fuori la possibilità di rinforzi austriaci, cosa che poi di fatto anche avvenne. Gli altri sovrani italiani non erano mica sprovveduti, evidentemente si rendevano perfettamente conto che Carlo Alberto mirava più a portare acqua al proprio mulino, ad espandere il Piemonte, più che non ad unificare la penisola. Però d'altronde
erano, stimolati, se non addirittura pressati, dalle opinioni pubbliche interne, cioè un po' ovunque, un po' a Napoli, un po' in Toscana, un po' nello Stato Pontificio, ci furono manifestazioni di piazza che chiedevano di intervenire in guerra a fianco di Carlo Alberto per cacciare gli austriaci. E qui c'è da dire che Mazzini ci aveva visto giusto quando invocava lo scoppio di una guerra tra Piemonte e austriaci che avrebbe calamitato volontari da tutte le parti d'Italia. Il nemico comune, l'austriaco, avrebbe cementato l'unità fra gli italiani, facendo loro mettere da parte per un certo momento tutti i contrasti e i dissidi che da secoli si trascinavano. E d'altronde Carlo Alberto fu furbo, giocò d'astuzia, perché, chiamato a giustificare la sua guerra d'aggressione nei confronti dell'Austria, perché ricordo che quella di Carlo Alberto era una guerra d'aggressione vera e propria, gli austriaci non avevano fatto nulla a Carlo Alberto per giustificare un intervento armato. Carlo Alberto si giustificò in modo diverso. In Europa i suoi diplomatici affermavano che Carlo Alberto interveniva in Lombardia per soffocare sul nascere possibili rivoluzioni di carattere democratico-repubblicano, rivoluzioni che spaventavano un po' ovunque i governanti europei. Ma in patria, e cioè nella penisola italica, Carlo Alberto affermava di intervenire per la causa nazionale, per cacciare gli stranieri e dare finalmente la possibilità agli italiani di in qualche modo autogovernarsi, ovviamente sotto l'egida di Casa Savoia. Per cui fu molto abile a giocare su questo doppio registro. Vi dicevo, gli altri governanti a questo punto dovettero fare buon viso a cattivo gioco, anche se nutrivano più di qualche sospetto nei confronti delle reali intenzioni di Carlo Alberto. Ferdinando II, re di Napoli, invia circa 16.000 uomini a fianco dei piemontesi, guidati dal generale Guglielmo Pepe. Leopoldo II, Granduca di Toscana, era in forte imbarazzo, perché Leopoldo II, vi ricordo, apparteneva alla famiglia degli Lorena-Asburgo, cioè era imparentato in qualche modo con l'imperatore austriaco. E come faceva Leopoldo II a inviare degli uomini a fianco dei piemontesi che stavano combattendo contro gli austriaci, con i quali era imparentato? Era un grosso problema. D'altro canto, rifletteva Leopoldo II, lo sappiamo perché sono rimaste delle testimonianze storiche, e gli austriaci, pur suoi parenti, non gli avrebbero mandato alcun aiuto militare in quel momento lì, dove la piazza scalpitava per entrare in guerra. Avrebbe potuto fuggire, abbandonare Firenze, ma ciò significava lasciare la piazza in mano agli elementi più violenti e più facinorosi e far piombare il Granducato di Toscana nell'anarchia. E anche quella era un'opzione che non voleva seguire. Insomma, alla fine scelse per il male minore e decise di inviare alcuni reparti, contingenti militari a fianco del Piemonte e di dichiarare guerra all'Austria, anche se l'imperatore austriaco era un suo lontano parente. Pio IX, pure lui, decide di arruolare circa 12.000 volontari. 12.000 volontari, i quali però non avrebbero dovuto dichiarare guerra all'Austria, avrebbero semplicemente dovuto schierarsi, vedete qui, sul confine settentrionale dello Stato Pontificio per prevenire eventuali invasioni o eventuali aggressioni. Quindi lo scopo di Pio IX non era dichiarare guerra all'Austria, ma allestire un contingente con finalità difensive. Quel contingente militare venne posto sotto il comando del generale Giovanni Durando, piemontese, il quale giocò un brutto scherzo al Papa, e cioè senza ricevere nessun ordine decise autonomamente di valicare il confine con la Lombardia e di unirsi alle truppe piemontesi e di dichiarare guerra all'Austria.
Lo scopo era quello di trascinare obtorto collo Pio IX all'interno della guerra, del contesto bellico, perché se anche le armate di Pio IX si fossero apertamente schierate contro l'Austria, e questo non solo avrebbe giustificato moralmente lo sforzo bellico anti-austriaco, ma avrebbe spronato e galvanizzato molte altre persone a partecipare a quegli scontri, ad imbracciare le armi per cacciare l'austriaco. E Pio IX, inizialmente le cose accaddero molto velocemente, dovette fare buon viso a cattivo gioco, ma vedremo che questo stato di cose durerà in realtà molto poco, perché Pio IX sarà piuttosto celere nel prendere delle contromisure. La campagna militare inizialmente segnò una serie di successi per Carlo Alberto, i piemontesi e i loro alleati. Carlo Alberto visse una serie di battaglie, ad un certo punto riuscì addirittura a impadronirsi della roccaforte di Peschiera, uno dei 4 apici del famoso quadrilatero. Non riuscì però a spingersi oltre la roccaforte di Peschiera, perché, ripeto, il rimanente territorio era stato fortificato in modo massiccio dagli austriaci e risultava essere praticamente impenetrabile. C'è da dire che Carlo Alberto contava probabilmente anche sul tradimento di alcuni reparti lombardi e veneti. Lo stesso Radetzky lo temeva, anche se poi non ci furono tradimenti di sorta. Tanto è vero che quando Carlo Alberto dichiara guerra all'Austria, emana anche un ordine interessante, e cioè ordina alla marina piemontese che incrociava nell'Adriatico di non fare fuoco sulle navi austriache, a meno che non fossero le navi austriache ad aprire il fuoco per prime, perché sapeva benissimo Carlo Alberto che la marina austriaca era austriaca solo di nome, in realtà era la marina veneziana. Venezia da sempre ha avuto una grande flotta. La lingua ufficiale della marina austriaca era il veneziano, il veneto, l'attuale dialetto veneto, che di per sé è una lingua vera e propria. Per cui Carlo Alberto, probabilmente dando questo ordine, sperava, come dire, di non ferire, di non colpire la componente veneta dell'esercito austriaco per poterla guadagnare alla propria parte. In realtà ciò non avverrà. Anzi, poi sapremo che successivamente, nella famosa battaglia di Lissa, la marina, chiamiamola austro-veneta, infliggerà una sonora sconfitta alla marina italiana, per cui tradimenti di questo tipo non ce ne saranno. Carlo Alberto, dicevamo, prende Peschiera e non riesce a spingersi oltre. Il problema è che, come vi dicevo, Pio IX era stato trascinato obtorto collo in questa guerra che lui non avrebbe voluto. Pio IX simpatizzava sì per la causa degli italiani del nord, ma le sue modalità d'azione erano altre rispetto alla guerra. Aveva per esempio istituito quella lega doganale di cui vi parlavo. Ebbene, dopo un paio di settimane dall'entrata in guerra delle truppe pontificie, Vienna inoltra una formale protesta a Roma, affermando che non era assolutamente ammissibile una compartecipazione delle truppe papali alla guerra che il Piemonte stava scatenando contro l'Austria, una guerra d'aggressione che non aveva nessuna giustificazione formale e che il Papa non poteva in nessun modo avvallare, tanto più che l'impero asburgico era l'impero cattolico per eccellenza, per cui ebbero buon gioco i governanti asburgici nel mettere sul chi va là il Papa. Se il Papa si fosse ostinato, volente o nolente, a giustificare quell'aggressione, le corti asburgiche sarebbero anche state disponibili a fare uno scisma, cioè a separare la Chiesa austriaca da Roma. Naturalmente il Papa questo non poteva accettarlo. La risposta ufficiale del Papa venne poco dopo con una famosa allocuzione.
è l'allocuzione del 29 aprile che porta il titolo di Non Semel. Ecco, ne leggiamo alcuni stralci per capire meglio qual è la posizione del Papa e qual era nel frattempo il clima politico e ideologico che andava maturando in Italia e in Europa. Allora, il Papa scrive così: nemmeno adesso mancano coloro i quali parlano di noi e ci considerano i principali autori dei pubblici movimenti che negli ultimi tempi, non solo in altre parti d'Europa, ma anche in Italia, sono accaduti. Sta facendo riferimento ai moti del 48 che stavano scoppiando in tutta Europa. Principalmente dai paesi germanici dell'impero austriaco, sappiamo, e quindi sta parlando dei paesi protestanti, sappiamo che ivi si divulga che il sommo pontefice, per mezzo di esploratori mandati colà e per mezzo di altre arti, abbia eccitato i popoli d'Italia a promuovere nuovi mutamenti nelle pubbliche cose. Sappiamo ancora che alcuni nemici della religione cattolica prendono da ciò argomento per accendere il fuoco della vendetta negli amici dei germanici e così allontanarli dall'unione con questa santa sede. Cioè, in sostanza, il Papa è accusato di essere il mandante delle varie rivoluzioni che stavano scoppiando in tutta Europa. E in molti, vedete, questo è interessante, in molti avevano interesse a tirare il Papa per la giacca, per così dire, cioè a trascinarlo in una guerra o quantomeno a pensarlo partecipe di una guerra. I piemontesi avrebbero giustificato moralmente la loro guerra d'aggressione, ma i protestanti tedeschi, affermando che il Papa era partecipe di quella guerra contro gli austriaci, avrebbero ricavato nuovi argomenti per gettare fango sulla figura del pontefice. Vedete come politicamente le cose erano piuttosto intricate. Ma andiamo avanti. Ma siccome ora alcuni desidererebbero che noi, unitamente agli altri popoli e principi d'Italia, entrassimo in guerra contro i germanici, abbiamo ritenuto nostro dovere, vedete qui sgombra il campo da ogni dubbio Pio IX, dichiarare chiaramente e palesemente in questo solenne nostro convegno che ciò è del tutto contrario alle nostre intenzioni, in quanto noi, benché indegni, facciamo in terra le veci di colui che è autore della pace e amatore della carità. E sta parlando di Gesù Cristo. E per dovere del nostro supremo apostolato, noi con eguale paterno affetto amiamo e abbracciamo tutti i popoli e tutte le nazioni. Cioè l'iniziativa di Giovanni Durando, no? Generale delle truppe papaline che sconfina in Lombardia unilateralmente, trascinando Pio IX in questa guerra, mette il Papa con le spalle al muro, perché a un certo punto il Papa è combattuto tra il suo ministero politico e tra il suo ministero spirituale. E quindi doveva scegliere se appoggiare la causa degli italiani del nord, che in qualche modo ambivano all'unità politica, a scapito però della divisione religiosa tra cattolici, perché a quel punto lì i cattolici austriaci probabilmente si sarebbero divisi dai cattolici romani. Oppure il Papa poteva scegliere la seconda opzione, e cioè favorire l'unità religiosa dei cattolici e non appoggiare la causa politica di unità nazionale dei patrioti italiani. Doveva scegliere e è chiaro che fece la scelta giusta, perché il Papa è innanzitutto, e lo sapeva benissimo Pio IX, un pastore d'anime. Il Papa certo incarnava anche un ruolo politico, ma il ruolo politico incarnato del Papa è sempre stato funzionale al ruolo religioso, non viceversa. Per cui, messo alle strette tra il ruolo politico e il ruolo religioso, mette le cose nella giusta gerarchia e capisce che prioritario per il Papa è assicurare l'unità del popolo di Cristo. E quindi rinuncia ad entrare in guerra per salvaguardare questo aspetto di unità religiosa.
Qui poi, al cospetto di tutte le genti, non possiamo non rigettare i subdoli consigli manifestati anche per mezzo dei giornali e dei libelli, di coloro che vorrebbero il romano pontefice presidente di una certa nuova repubblica da farsi, tutti insieme, dai popoli d'Italia. Tutti i neoguelfi che spingevano affinché il Papa si facesse promotore di unità, di un'Italia unita e federale, rimangono estremamente delusi, perché il Papa, cosa dice? Rifiuta quell'incremento di prestigio, quell'incremento di potere che gli deriverebbe dalla presidenza onoraria della Federazione Italiana, pur di salvaguardare il suo primo compito di vicario di Cristo, che è l'unità della Chiesa. Per cui con queste parole in cui il Papa nettamente si ritrae dalle guerre dei piemontesi per l'unificazione italiana o del nord Italia, con queste parole il Papa mette fine, per così dire, alla fase neoguelfa. Tutto il progetto di Gioberti e dei suoi seguaci, con questa allocuzione, venne messo a tacere fondamentalmente per sempre. Era chiaro che il Papa non si sarebbe fatto promotore di nessuna nuova iniziativa politica che avrebbe frammentato la Chiesa, perché quello era il suo ruolo principale. Anzi, in questa occasione, per la nostra carità verso i popoli d'Italia, gli esortiamo caldamente e li ammoniamo a guardarsi da questi consigli astuti e perniciosi per la stessa Italia e di stare fedeli ai loro principi. Infatti, operando altrimenti, non solo mancherebbero al proprio dovere, ma incorrerebbero anche nel pericolo che l'Italia di giorno in giorno finisse divisa da discordie ed intestine fazioni. Ecco, ancora Pio IX, che pur, ripeto, simpatizzava per la causa italiana, invita i sudditi italiani alla fedeltà ai principi e al rispetto della legalità, in sostanza. Pio IX già vedeva nell'espansione del Piemonte i germi della discordia fra gli stati italiani, e ciò fondamentalmente non lasciava presagire nulla di buono nemmeno per il futuro. E in effetti ci vede giusto Pio IX, perché quando poi avverrà l'unità nazionale d'Italia, subito dopo scoppierà anche una guerra civile a tutti gli effetti tra i meridionali e i settentrionali. Pochi mesi dopo la proclamazione dell'unità d'Italia, i meridionali fecero di tutto per separarsi dai nuovi dominatori, che erano i piemontesi. Per cui questi contrasti intestini tra regioni d'Italia si protrassero poi a lungo. E qui Pio IX riuscì a capire meglio di altri che l'unità nazionale doveva, per esserci, seguire alcuni crismi e non certi altri. L'espansione del Piemonte avrebbe irritato le altre regioni, ostacolando un reale e genuino processo di unità armonica degli italiani. E qui finisce. In quanto a noi però, di nuovo dichiariamo che il Romano Pontefice dirige ogni suo pensiero, ogni cura, ogni studio perché si accresca ogni giorno il regno di Cristo, che è la Chiesa, ma non perché si dilatino i confini del civile principato che Dio volle dato a questa Santa Sede per la sua dignità e per difendere il libero esercizio del supremo apostolato. Errano dunque grandemente coloro i quali ritengono che il nostro animo possa essere lusingato dall'ambizione di più largo temporale dominio, al punto che noi ci gettiamo in mezzo ai tumulti delle armi. Vedete che lo ripete Pio IX, no? Lungi dal bramare nuovo potere, estendere i confini dello Stato Pontificio o il suo personale potere temporale, Pio IX afferma che il suo ministero politico, lo dice chiaramente, è funzionale a quello religioso e non avrebbe nessun senso ampliare i poteri del primo ministero politico a scapito del secondo.
né ci possiamo trattenere dal compiangere infine in questo vostro consesso il funestissimo uso invalso in questi giorni di pubblicare ogni genere di stampe, con le quali o si fa orrida guerra alla religione e all'onestà dei costumi, o si promuovono le civili sommosse e si infiammano discordie, o si prendono di mira i beni della Chiesa, si combattono i più sacri diritti di essa, o gli uomini più onesti si lacerano con calunnie. Postogli di fronte ad un bivio, molti patrioti italiani dovettero scegliere o la causa di Pio IX o la causa dell'Italia. E molti scelsero, relativamente molti, perché poi in realtà i patrioti che fecero l'unità d'Italia furono una risicata minoranza, però furono una risonanza convinta, compatta, coesa, che poi fece la storia e che trascinò con sé le masse molto più passive. Ecco, molti di questi patrioti scelsero la causa dell'unità nazionale, per cui il risorgimento, da questo momento in poi, in sostanza, assume tinte sempre più fortemente anticlericali. Il risorgimento italiano è un processo storico che si è svolto fondamentalmente in grande opposizione nei confronti della Chiesa, un po' per motivi ideologici, perché per qualcuno la religione era un fenomeno criticabile in se stesso, un po' per motivi politici, perché Pio IX decise di rimanere fedele al proprio ministero spirituale a scapito di quello politico, entrando in contraddizione con le aspirazioni di molti patrioti. Ecco, c'è da dire che Pio IX non fu l'unico a ritirare il proprio appoggio, perché appena Pio IX pronunciò questa allocuzione, subito dopo anche Leopoldo II e Ferdinando II ritirarono i propri uomini, privando Carlo Alberto di un appoggio militare importante. E d'altronde ormai era chiarissimo, più passavano i giorni più era chiaro, che finita quella guerra contro gli austriaci, l'unico sovrano che ci avrebbe veramente guadagnato qualcosa sarebbe stato Carlo Alberto, che avrebbe espanso i confini del Piemonte, facendolo sulla pelle e con il sangue di militari stranieri, napoletani e toscani. E ancora una volta torna buono quello che aveva visto Pio IX. Quel tipo di guerra intrapresa in quel modo non solo avrebbe, come dire, diviso i cattolici tra di loro, austriaci e romani, ma avrebbe anche incrementato i contrasti, le invidie, le gelosie tra i diversi governanti italiani. Carlo Alberto deve proseguire la guerra da solo e decide di dare battaglia a Custoza. Era il 25 luglio, una data importante, 25 luglio 1848. Gli austriaci finalmente riescono ad inviare dei rinforzi dal Brennero, truppe fresche scendono alla Val d'Adige, giungono a Verona, Radetzky può contare su circa 40.000 uomini, Carlo Alberto lo affronta a Custoza con circa 20.000 uomini e il risultato è inclemente. Carlo Alberto venne completamente sbaragliato. Umiliato, deve ritirarsi a Milano, dove deve affrontare l'ira dei milanesi a quel punto. I milanesi che si assiepano attorno al monarca, imponendogli di stracciare la capitolazione che aveva appena firmato con gli austriaci e di riprendere subito l'attività bellica. D'altronde i milanesi a quel punto temevano che, ritirandosi Carlo Alberto, gli austriaci avrebbero immediatamente effettuato una controffensiva in Lombardia, recuperando tutta la regione alla corona asburgica, per cui i milanesi avevano bisogno che Carlo Alberto proseguisse nello sforzo bellico e qui succedono delle scene drammatiche. Carlo Alberto, che fondamentalmente è stretto in una morsa dei milanesi, chiama delle truppe fedeli che con la forza si aprono un varco,
C'è uno scontro a fuoco, i milanesi sparano sul monarca, non lo feriscono ma ammazzano il suo cavallo e il monarca in qualche modo riesce a salire su un altro cavallo e a fuggire in Piemonte, lasciando ovviamente i lombardi delusi e furiosi per questa ritirata di Carlo Alberto, che già si indovinava essere foriera di moltissimi dolori per i lombardi. E infatti Carlo Alberto giunge a Torino e lì firma definitivamente la pace con gli austriaci. Austriaci che erano a quel punto autorizzati a rioccupare la Lombardia e a prendere possesso di Milano, cosa che fecero puntualmente pochi giorni dopo. Il grande generale vittorioso era Radetzky, che sconfigge Carlo Alberto a Custoza, lo obbliga ad una pace umiliante e ritorna in forze e vincitore a Milano, quella stessa Milano che si era ribellata poco tempo prima cacciando le truppe austriache. Ovviamente a Vienna l'eroe del momento è Radetzky, che viene lodato ed esaltato in tutti i modi, anche attraverso un'opera musicale, la famosissima Marcia di Radetzky, composta da Johann Strauss, proprio in onore della riconquista di Milano del 1848. La Marcia di Radetzky è famosissima e molto bella anche, tra l'altro. L'ascoltiamo un minuto. Ecco, il feldmaresciallo Radetzky, già prima delle 5 giornate di Milano, aveva già fiutato che un'insurrezione era nell'aria e già chiese in anticipo la massima severità per i potenziali rivoluzionari. Vedete cosa disse? Questo è un popolo, parla del Lombardo-Veneto, che ci odia e che pensa che sia venuto il momento di scuotere il nostro giogo e rientrare finalmente nel novero delle grandi nazioni. In questa nazione vivono sopite grandi forze intellettuali. Napoleone era italiano, ecco, Napoleone dovevano ricordarselo molto bene in Austria, e non è proprio vero che fosse italiano, insomma, dopo nasce di fatto e viene educato in Francia. Ad ogni modo, l'Italia è in declino, d'accordo, ma possiede anche la forza per risollevarsi. Sono profondamente convinto che sia assolutamente ora di smetterla di elargire favori a un paese che troppo spesso ne abusa. Tutti sanno che gli italiani temono un padrone severo ma giusto e si chinano al suo volere, mentre offendono e disprezzano chi li tratta con bontà e indulgenza. Diceva queste parole nel dicembre del 47, poco dopo sarebbero sorte le barricate a Milano. Ecco, vedete che Radetzky era un personaggio di questo tipo qui, molto deciso, molto grintoso, anche molto autoritario. Sapeva anche essere giusto quando era il caso di essere giusti. Con la sconfitta di Carlo Alberto a Custoza entriamo in una nuova fase della prima guerra d'indipendenza, la fase democratica.
Pio IX si era ritirato, Carlo Alberto era stato sconfitto. È chiaro che la strategia dei moderati, che puntavano tutto o sul Papa o sulle truppe di Carlo Alberto, venne definitivamente sconfessata dai fatti. E quel fallimento, neoguelfo o moderato, sancì come contrappasso la vittoria, o auspicata tale, della filosofia democratica. Molti democratici ne approfittarono per incolpare il Papa di Carlo Alberto e di tutte le sconfitte accumulate fino a quel momento. Ci concentriamo su Roma. Allora, era capitato, siamo, vedete, nel novembre, anzi un pochino prima, siamo nel settembre del 48, il Papa aveva nominato come primo ministro Pellegrino Rossi. Pellegrino Rossi era un giurista e un economista di fama europea, docente di diritto all'Università di Bologna. Lui era noto come un concreto riformista, era a favore di un sistema costituzionale, era però contrario ad ogni tipo di intervento in guerra e quindi sposava la linea di Pio IX della pace, dell'astensione della guerra. E questa sua volontà di mantenere le truppe romane fuori dalla guerra però gli costò la vita, perché accadde che i gruppi democratici più radicali e più guerrafondai di Roma vedessero in Pellegrino Rossi il traditore della loro causa. Coloro che a tutti i costi volevano proseguire la guerra contro l'Austria erano impediti a farlo dalla linea politica di Pellegrino Rossi e venne organizzato un assassinio vero e proprio. Era il 15 novembre, il Rossi era di fronte alla cancelleria di Stato e lì venne raggiunto da dei sicari che sferrarono un fendente tremendo alla carotide e che gli procurò la morte per dissanguamento in pochi giorni. Democratici che fecero festa quella notte lì, molte persone con le torce accese si aggiravano per le vie di Roma portando in trofeo il pugnale con il quale era stato assassinato il Rossi. Alcune persone addirittura si radunarono sotto la casa della vedova cantando cori ingiuriosi come quello che suonava così: benedetta quella mano che il Rossi pugnalò. Capite che siamo in un contesto di estrema violenza, giustificato in qualche modo da Mazzini, che da anni propagandava il sacrificio per la patria, il ricorso alla violenza e anche il ricorso all'assassinio politico. Il giorno dopo Pio IX sgomento doveva però fare i conti con il problema di governo, doveva trovare dei sostituti al nuovo governo e di tutti i vari candidati non ne trovò nessuno che fosse disponibile a ricoprire ruoli di governo a Roma senza proseguire nel contempo la guerra contro l'Austria. Cioè, di tutti i candidati possibili, tutti avrebbero accettato l'incarico solo a patto che il Papa rinfocolasse questa guerra contro l'Austria, che dopo la sconfitta di Custoza si era fermata. Ma Pio IX assolutamente non volle sentire ragioni e riteneva inammissibile quella sorta di ultimatum. Quello stesso giorno lì, il 16 novembre, una folla di democratici, quelli che avevano organizzato l'assassinio di Rossi insieme ad altri loro commilitoni, che poi erano tutti personaggi che erano partiti volontari pochi mesi prima per la guerra in Lombardia e in Veneto contro gli austriaci, e si radunarono attorno al Quirinale, chiedendo riforme laiche dello Stato e chiedendo il ritorno in guerra contro l'Austria. Pio IX ancora una volta fece sapere che non aveva intenzione di cedere alcunché sotto la minaccia della folla o delle armi, e a quel punto
I democratici diedero l'assalto al Quirinale, cercarono di entrare con la forza, si scontrarono con le sguardie svizzere, il tutto finì in una sparatoria. Si sparò anche alle finestre degli uffici del Papa, che rimase illeso, ma un suo stretto collaboratore, raggiunto da un proiettile attraverso la finestra, morì. Pio IX, per far cessare la violenza, affermò che avrebbe accettato le richieste della folla, facendo sapere però che quell'accettazione da parte del Papa era avvenuta sotto la minaccia della violenza e per cui era da ritenersi nulla. Una formula un po' ambigua che però in quel momento lì quantomeno faceva cessare la violenza. Chiaro che al Papa a questo punto non rimanevano molte altre carte da giocarsi e una settimana dopo, il 24 novembre, poco dopo insomma, di notte, travestito da semplice sacerdote, fugge a Gaeta, nel regno delle due Sicilie, lo vedete sulla mappa. Non aveva altra carta da giocarsi perché i democratici lo strinsero nell'angolo, perché aveva due alternative il Papa: o restare a Roma e fungere da marionetta passiva nei confronti delle volontà politiche espresse con la forza del gruppo di democratici che in quel momento prendevano il potere, oppure fuggire a Gaeta. Certo che in questo secondo caso il Papa diventava, o così sembrava diventare, traditore della causa italiana. Per cui la strategia democratica ebbe buon gioco nel fare del Papa o un passivo servitore della causa nazionale, proseguire la guerra contro l'Austria, oppure un traditore della causa nazionale e quindi un personaggio da mettere in disparte. In ogni caso il partito della guerra contro l'Austria ne avrebbe ricavato vantaggio e la figura del pontefice invece ne sarebbe uscita estremamente screditata. Pio IX fugge a Gaeta, Ferdinando II gli concede la protezione e fa appello il Papa alle potenze cattoliche affinché intervenissero con l'esercito a Roma per liberarlo dai democratici e dai rivoluzionari. Dopo la fuga del Papa a Gaeta, a Roma ci si aspettava che giungessero moltissimi democratici da ogni dove. Roma finalmente era liberata dal Papa e poteva diventare l'avanguardia di una nuova fase politica. Ne giunsero alcune migliaia di democratici a Roma, ma complessivamente abbastanza pochi, cioè sia i democratici siciliani, sia i democratici napoletani, ma anche i democratici veneziani, mandarono molti pochi uomini e si mostrarono piuttosto disinteressati nei confronti della Repubblica Romana che stava nascendo. Ancora una volta vedete che questa grande causa di unità nazionale poi di fatto si perde in tanti piccoli particolarismi locali che in quel momento infiammavano i cuori molto di più rispetto ad un sogno di unità nazionale che era di là da venire. Chi è che giunge a Roma in questo momento? Anche Garibaldi. Il Papa fugge e poco dopo Garibaldi, che era, se vi ricordate, fuggito nel Sud America, giunge a Roma e proponendo subito di instaurare una dittatura. Garibaldi affermava che dopo secoli di degrado morale, almeno tale era secondo l'ideologia di Garibaldi, Roma non potesse accettare dal giorno alla notte un cambiamento così repentino e bisognasse quindi istituire una dittatura, magari centrata sulla figura di una persona molto forte e virtuosa, che tutelasse la rivoluzione avvenuta, la cacciata del Papa e il proseguo della stessa. Giunge anche Mazzini a Roma. Mazzini non era mai stato a Roma e per lui fu il coronamento di un sogno. Mazzini teorizzava che fosse addirittura una missione affidata da Dio al popolo italiano, quello di mettere fine al papato, mettere fine al Medioevo, secondo Mazzini, e di instaurare una terza Roma, ovvero una nuova era di
di civiltà e di felicità per il popolo italiano in armonia con tutti gli altri popoli europei. Nel gennaio del 49 si tengono le elezioni per l'Assemblea Costituente. Il Papa era stato cacciato, bisognava dotarsi di una nuova Costituzione che fungesse da base per il nuovo Stato. E queste elezioni per l'Assemblea Costituente furono elezioni, questo è importante, a suffragio universale maschile. Parteciparono circa 250.000 elettori, che per il tempo era qualcosa di veramente notevole. Vennero eletti i padri costituenti, tra questi ovviamente Mazzini e Garibaldi, e finalmente il 9 marzo del 49 viene proclamata ufficialmente la nascita della Repubblica Romana. Non sopravvisse molto, ma in pochi mesi di esistenza poté già emanare una serie di leggi estremamente significative da un punto di vista ideologico e politico. Per esempio, confisca di tutti i beni del clero. Questo è un leitmotiv piuttosto comune. I rivoluzionari di tutte le fedi politiche in tutto il mondo, quando prendono il potere, in genere la prima cosa che fanno è espropriare i beni dei loro nemici per fare cassa. Quindi espropriazione dei beni del clero e abolizione del potere temporale dei papi. D'altronde Pio IX era fuggito e ciò equivaleva ad una sorta di abdicazione di fatto al proprio ruolo politico. E abolizione di tutti i tribunali ecclesiastici, abolizione della censura e abolizione della pena di morte. Ecco, sulla pena di morte il fatto è un po' curioso perché erano gli stessi repubblicani e democratici che avevano preso il potere attraverso un omicidio politico, come era quello di Rossi, o era lo stesso Mazzini che da anni propagandava azioni di questo tipo. Comunque, formalmente pena di morte soppressa. E poi ancora istituzione di una democrazia pura, e quindi significava suffragio universale maschile. Questi erano i provvedimenti dal forte sapore anticlericale sostanzialmente presi dalla seconda Repubblica Romana, perché la prima era quella istituita durante il periodo napoleonico. Ecco, nonostante tutto però la popolazione non nutriva affatto sentimenti di radicato anticlericalismo, tanto è vero che per fortuna non si verificarono persecuzioni nei confronti dei sacerdoti, cosa che invece in altri contesti rivoluzionari di questo tipo, pensiamo soprattutto in Francia, si verificarono e come. E questo nuovo governo della Repubblica Romana attuò una politica economica fallimentare che peggiorò la situazione economica già precaria a Roma nei dintorni, per cui i romani, ma anche poi tutti gli altri cittadini nelle province, alla lunga guardarono con una crescente ostilità a questa nuova forma di governo, che finiva tra le altre cose anche con il renderli più poveri. Mentre a Roma i democratici potevano cantare vittoria, e una grande vittoria, e a Firenze accadono cose analoghe. Anche a Firenze i democratici si fanno sentire, auspicano una unità politica nazionale per l'Italia e denunciano la cosiddetta guerra dei principi. A cacciare gli austriaci non doveva essere Carlo Alberto aiutato dagli altri principi, ma doveva essere il popolo italiano. Quindi auspicavano una guerra di popolo contro gli austriaci, che si colloca esattamente nella scia mazziniana, che auspicava e teorizzava proprio un'insurrezione del popolo italiano. E una guerra di popolo che avrebbe dovuto farsi appunto unificando in qualche modo l'Italia, dotandosi di una Costituzione che rendesse legale il tutto. Insomma, i democratici toscani sono molto forti, manifestano nelle strade e vedete già nell'ottobre del 48 obbligano Leopoldo II a riformare il governo
e a crearne uno nuovo di stampo maggiormente democratico, presieduto da Montanelli. Un cambiamento importante ma non sufficiente, perché pochi mesi dopo sempre i democratici toscani, soprattutto a Livorno, guidati dallo scrittore Guerrazzi, tornano a farsi sentire e di fatto obbligano Leopoldo II a fuggire, chiedendo il suffragio universale e chiedendo di poter aiutare la neonata Repubblica Romana. Leopoldo II deve fuggire e in Toscana si forma a quel punto lì un triumvirato, e quindi l'unità di 3 persone dotate di particolari poteri che dovevano custodire la rivoluzione democratica appena avvenuta a Firenze in Toscana. Triumvirato costituito da Montanelli, che rimane un personaggio politico di spicco, Guerrazzi, di cui abbiamo detto, e un altro personaggio che si chiamava Mazzoni. La fase democratica sembra essere all'apice. I democratici prendono il potere a Roma e prendono il potere a Firenze. Massimo d'Azeglio era un importante uomo politico piemontese, un altro protagonista della stagione risorgimentale, e espresse un'opinione molto dura nei confronti dei democratici e dei repubblicani, cioè di coloro che volevano consegnare tutto il potere al popolo, per esempio con il suffragio universale, dicendo che in sostanza le repubbliche possono rimanere in piedi, hanno speranza di sopravvivere solo se il popolo, a cui è affidato il potere, è sufficientemente maturo. Se un popolo ha maturato un certo senso civico, un certo rispetto per le leggi e un certo rispetto per i propri doveri, allora sì, il popolo può anche essere coinvolto in dinamiche di potere. Ma fino a quando il popolo non viene educato ad un senso civico, morale e legale, sarebbe follia volergli conferire tutto il potere che il suffragio universale potrebbe conferirgli. E dice D'Azeglio che in questo momento qui, stiamo parlando dei primi mesi del 49, gli italiani sono tutto fuorché pronti a gestire così tanto potere come quello che deriverebbe loro dal suffragio universale, perché dice il 90% delle persone quando parlano di politica lo fanno in maniera del tutto semplicistica e aleatoria. Cos'è la politica per il 90% degli italiani? Dice sempre D'Azeglio. È o il Papa o gli austriaci o la carboneria o la massoneria, senza sapere minimamente in cosa consista la politica papale, asburgica, in cosa consistano le sette, cioè per il 90% degli italiani la politica è slogan, sono nomi, ma di fatto sanno poco o nulla. Come si fa a conferire tutto il potere derivante dal suffragio universale a persone che ancora sono privi di mezzo per gestirlo bene, questo potere? Lo dico io, sarebbe, se interpreto bene le parole di D'Azeglio, sarebbe come dare un'automobile a un bambino di 5 anni. Finché il bambino non è maturo e prende la patente e non studia non si può neanche dargli in mano un mezzo così potente. Per cui D'Azeglio faceva una riflessione di questo tipo qua. E poi diceva, attenzione, che il senso patriottico degli italiani è scarsissimo e quindi non si può fare troppo affidamento su una loro unità politica, e lo si constata nei numeri. Lui diceva di 22 milioni di italiani, alla fine quelli che sono partiti volontari per dare una mano anche militarmente al Piemonte nella lotta anti-asburgica sono più o meno 50.000, un numero irrisorio che, dice D'Azeglio, ci restituisce bene lo scarsissimo senso di unità nazionale in questo momento vigente nella penisola italica, e per cui fa un atto di autocritica molto importante e anche molto severo, sempre con l'ottica di contestare l'ideologia repubblicano-democratica, che invece era fin troppo ottimistica nella capacità e nell'unità del popolo italiano e nella sua capacità di autodeterminarsi.
Vedete cosa dice D'Azeglio? Si tratta di mutar noi stessi, sollevarci dal fango in che ci affoghiamo, italiano del tempo, uscire dalla profonda ignoranza di cose politiche in cui siamo, divenire gente, viva Dio, che abbia delle qualità, delle buone qualità, delle virtù morali e non sia una razza degradata, disprezzata, fatta ludibrio del mondo civile come purtroppo siamo. Ecco, vedete, una visione, se volete, anche pessimista, ma non troppo distante dalla realtà, che giustifica la presa di posizione di D'Azeglio. Non possono essere i popoli in questo momento a prendere in mano processi politici così importanti come l'unità d'Italia. I popoli non hanno né gli strumenti intellettuali, né culturali, né morali per poterlo fare. Ovviamente i democratici repubblicani, seguaci di Mazzini, la pensavano in tutt'altro modo. Ed entriamo così nell'ultima fase della prima guerra di indipendenza, la fase restauratrice. Allora accadde che il 12 marzo del 49 Carlo Alberto decide di dichiarare nuovamente guerra all'Austria. Era già stato sconfitto a Custoza, passa qualche mese, ad un certo punto nel marzo del 49 Carlo Alberto torna a guerreggiare contro le truppe asburgiche. Perché? Un po' perché queste vittorie politiche a Roma e a Firenze dei repubblicani democratici lo impensierivano non poco, perché i paladini dell'unità nazionale diventavano i democratici in quel momento, sottraendo a Torino il ruolo guida da questo punto di vista. E la cosa politicamente poteva essere estremamente destabilizzante in Piemonte. Per cui Carlo Alberto voleva riprendersi il ruolo guida nel processo di unificazione nazionale o nel processo di unificazione del nord Italia o comunque il ruolo guida nella lotta anti-asburgica. Poi da un altro punto di vista probabilmente Carlo Alberto voleva in qualche modo salvare l'onore. È stato scritto che a Custoza Carlo Alberto salvò il trono, perché gli austriaci gli consentirono di tornare a Torino e di rimanere seduto sul proprio trono, ma perse l'onore. Ecco, forse voleva salvare anche l'onore, ottenendo magari una grande vittoria sul campo contro gli austriaci. E poi forse, altri dicono, fu semplicemente un colpo di testa. Pensate che Carlo Alberto era chiamato anche il re tentenna, perennemente incerto sul da farsi. Insomma, per un motivo o per l'altro, decise di punto in bianco di dichiarare guerra agli austriaci in Lombardia e fu una scelta deleteria, assurda, folle, tanto è vero che se la dichiarazione di guerra è del 12 marzo, vedete che la sconfitta definitiva devastante a Novara, subita da Carlo Alberto, è di 9 giorni dopo, 23 marzo. 11 giorni dopo, una settimana e mezza. 23 marzo 49 Carlo Alberto subisce una cocente sconfitta a Novara, la seconda dopo Custoza di pochi mesi prima. Ovviamente a questo punto gli austriaci, che non erano fessi, capiscono che Carlo Alberto non è più un interlocutore credibile. Lo stesso Carlo Alberto, quando sul campo di battaglia si rende conto che ormai non c'era più speranza, si getta nella mischia sperando di trovarvi la morte. E invece per fortuna o per sfortuna sua, non lo so, sopravvive, ma per salvare il trono, perché a quel punto lì Casa Savoia, ripeto, non era più un interlocutore credibile per gli austriaci, avevano firmato l'armistizio dopo Custoza e dopo pochi mesi già infrangevano i patti, ed era la seconda guerra d'aggressione assolutamente ingiustificata che i Savoia scatenavano contro l'Austria. Per salvare il trono Carlo Alberto abdica a favore di Vittorio Emanuele II. L'Austria accetta l'avvicendamento e i Savoia possono salvare il trono nella figura però di Vittorio Emanuele II. Carlo Alberto deve andarsene in esilio in Portogallo, nella bellissima città di Oporto. Bellissima città che però non gli portò molta fortuna perché morirà di crepacuore 4 mesi più tardi. Sul trono a Torino intanto sedeva Vittorio Emanuele II, che poi successivamente diventerà anche il primo re d'Italia. E saputa
Appena giunse la notizia della sconfitta di Novara, a Genova scoppia il finimondo. I Liguri non avevano mai sopportato l'annessione voluta dal congresso di Vienna al Piemonte, e Genova, che poi tra l'altro era anche un centro di contestazione democratica molto importante, si ribella domandando fondamentalmente l'autonomia. Ecco, la repressione piemontese fu severa, drastica. Torino invia a Genova il generale La Marmora, un nome che incontreremo ancora, alla testa di 3 colonne. La Marmora fa bombardare Genova, che non può fare altro che arrendersi. L'esito è brutale perché dopo la resa di Genova per 36 ore fu concesso ai soldati piemontesi di saccheggiare la città e poi purtroppo anche di fatto di violentare molte donne. Questa fu la punizione per la traditrice Genova. Chiaro che non era proprio la modalità migliore per cementare il senso di unità nazionale, evidentemente. E ancora una volta in quell'allocuzione Pio IX lo aveva intravisto, che una certa modalità di unità nazionale avrebbe fomentato i contrasti tra le diverse regioni piuttosto che appianarli. In Toscana ci sono dei cambiamenti. Leopoldo II se n'era andato da poco, si verificarono in Toscana delle rivolte contadine lealiste che invocavano il ritorno di Leopoldo II. La stessa classe media è timorosa della tenuta sociale, cioè molti borghesi temevano disordini e violenze sociali, per cui già nell'aprile del 49 i moderati, tornando diciamo così preponderantemente al potere, invocano e ottengono il ritorno di Leopoldo II, il quale torna anche aiutato dalle truppe austriache, che però non trovano nessun tipo di resistenza reale. In effetti toscani che avevano motivi reali di lagnanze nei confronti di Leopoldo II erano pochissimi, per cui fondamentalmente Leopoldo II torna senza colpo ferire. L'unica città che oppone un po' di resistenza è Livorno, dove i democratici erano molto forti, dove le logge massoniche erano molto forti, ma ad un certo punto anche Livorno deve fare buon viso a cattivo gioco. E le cose si mettono male anche per Roma. Il 23 marzo, dicevamo, Carlo Alberto è sconfitto a Novara e più o meno in quel momento lì gli eserciti delle grandi potenze europee si attrezzano per liberare Roma dai repubblicani. Rispondono all'appello di Pio IX e Ferdinando II di Napoli, la Spagna, la Francia e l'Austria. La parte del leone però la fa la Francia del presidente Luigi Napoleone, quello che poi diventerà l'imperatore Napoleone III. Luigi Napoleone, che aveva bisogno di accattivarsi il sostegno, la simpatia politica dei cattolici francesi, per cui organizza una spedizione di militari da inviare a Roma per liberarla. A Roma prendono ovviamente le contromosse, e cioè si forma un triumvirato, anche lì come era successo a Firenze, e cioè un organismo composto da 3 uomini dotato di pieni poteri per contrastare, per organizzare nel modo più efficace possibile le difese della Repubblica Romana. Triumvirato formato da Mazzini, Saffi, il suo braccio destro, e Armellini. Questo è l'unico momento in tutta la parabola politica di Mazzini in cui Mazzini ha reale potere politico e si spende in tutti i modi, soprattutto per potenziare l'esercito, anche se poi a dire il vero i risultati saranno piuttosto scarsi, anche se d'altronde in quelle circostanze probabilmente non si poteva fare di meglio. Verso la fine di aprile, il 25 aprile, i francesi sbarcano vicino a Roma, a Civitavecchia, e cominciano a marciare sulla città.
e i francesi in tutto riusciranno ad assemblare 40.000 uomini più altre migliaia di uomini provenienti dall'Austria, dalla Francia e da Napoli. A Roma gli effettivi difensori della città erano meno di 20.000 e tra l'altro anche peggio equipaggiati. I francesi avevano cannoni, 75 cannoni, e avevano anche i moderni fucili a retrocarica, cioè quelli che si potevano ricaricare dal retro e non dalla bocca del fucile, senza così esporsi al fuoco nemico durante le operazioni di ricarica. Fucili moderni molto più efficaci, tecnicamente parlando, durante gli scontri a fuoco. Ecco, Roma resiste per molto tempo all'assedio delle truppe francesi, fondamentalmente. Muoiono molti repubblicani. Tra questi difensori che muoiono per salvare la Seconda Repubblica Romana c'è anche un giovane genovese che si chiamava Goffredo Mameli, di idee mazziniane. Goffredo Mameli venne colpito di una gamba, gli venne amputata poi la gamba, ma morì lo stesso per l'infezione contratta. Ecco, Mameli, come forse avrete indovinato, era colui che 2 anni prima, ventenne, scrisse il canto degli italiani, che poi diventerà il cosiddetto inno di Mameli, inno nazionale dell'Italia. Goffredo Mameli fu colui che stese il testo e un altro suo amico genovese, Michele Novaro, invece fu colui che lo musicò, cioè colui che creò la melodia che ancora oggi cantiamo su quel testo. Ecco, Goffredo Mameli era un seguace di Mazzini e con Mazzini, ispirato da Mazzini, era un teorico del martirio per la patria. Anzi, una cosa che lo faceva infuriare era che, secondo lui, furono pochissimi gli italiani che decisero di morire per la patria, di sacrificarsi per la patria. Cioè, diceva, numeri alla mano, coloro che fino ad oggi hanno accettato quantomeno il rischio del sacrificio e quindi del martirio, sono stati pochissimi. C'è da dire che lui fu coerente con le sue idee perché morì martire per la sua causa alle porte di Roma. E aveva anche ragione Mameli nel dire che erano pochi gli italiani disposti al sacrificio, che ne dicesse Mazzini che esaltava questo tipo di pratica, anche se lui, a dire il vero, Mazzini se ne stava comodamente seduto all'estero. Complessivamente gli italiani che morirono nelle guerre risorgimentali, quindi prima, seconda, terza guerra d'indipendenza, furono, secondo i numeri che ci ha dato Gaetano Salvemini, 6.200, molto molto pochi. Lo stesso Mameli affermava che erano molti di più gli uomini che sacrificava Napoleone in un giorno in una singola battaglia piuttosto che tutti gli italiani morti fino a quel momento per la causa dell'unità nazionale. E ripeto, non aveva tutti i torti. Complessivamente le guerre risorgimentali produssero pochi morti, 6.200, che è un bene ovviamente da un certo punto di vista, però ci dice ancora una volta la scarsa partecipazione popolare a questo tipo di progetto politico. Tenete conto che durante le insorgenze napoleoniche, dove focolai anti-napoleonici, anti-giacobini scoppiarono un po' in tutta Italia, i morti furono qualcosa come 100.000, qualcuno dice addirittura anche il doppio. Quello forse sono cifre forse esagerate, ma ce ne furono una marea di morti. Per il risorgimento molto meno. E anche questo dice, ripeto ancora una volta, il fatto che il processo di unità nazionale fu di fatto teorizzato, condotto e auspicato da una ristretta minoranza di persone, molto decisa però, tanto è vero che quella ristretta minoranza riuscì a imprimere una svolta nella storia e a risultare vittoriosa, a imporsi su tutte le masse che la seguirono più o meno passivamente. Ovviamente a Roma non c'è partita e dopo più di un mese d'assedio Garibaldi, che era sempre in prima fila
tra i suoi uomini per respingere gli assalti, deve abbandonare la città con circa 4.000 fedelissimi. I francesi entrano a Roma, Garibaldi spera di fare nuove reclute tra i contadini toscani e marchigiani, ma fallisce nell'intento. Sia i contadini sia i cittadini mostrano indifferenza, se non aperta ostilità, nei confronti di Garibaldi e dei suoi uomini, che tra l'altro più di qualche volta si abbandonarono ad atti di vero e proprio banditismo. In ogni caso, dopo circa un mese, Garibaldi è obbligato a sciogliere la propria colonna e a fuggire nuovamente in America, questa volta però negli Stati Uniti d'America. Pure Mazzini deve fuggire, tornerà a Londra, Pio IX può tornare invece a Roma. Ecco, con la presa di Roma anche la strategia repubblicana e democratica fallisce. Con l'allocuzione del Papa fallisce l'idea neoguelfa, per cui il Papa doveva essere a capo onorario di una federazione di stati italiani. Con la sconfitta prima di Custoza, soprattutto, e poi di Novara, fallisce anche la strategia dei moderati, che speravano che fossero i sovrani stessi, senza bisogno di rovesciarli, a condurre l'Italia all'unità politica. E con la caduta di Roma e di Firenze anche la strategia dell'insurrezione popolare, quindi la strategia democratica repubblicana, fallisce totalmente. Ancora una volta quello slogan di Carlo Alberto, l'Italia deve fare da sé, si dimostra quanto mai inadatto. Né i governanti riescono a fare da sé e né il popolo riesce a fare da sé, perché sia gli uni governanti sia l'altro, il popolo, o chiamiamoli democratici, vennero sconfitti a più riprese. Rimaneva un'ultima città che ancora fieramente resisteva all'oppressore. L'ultimo focolaio di resistenza al potere asburgico era Venezia. Tutta l'Europa assisteva all'assedio di Venezia con trepidazione. Quella piccola città che si era ricoperta di gloria nei secoli passati si intestardiva nel resistere, riusciva a resistere e teneva in scacco, ormai da più di un anno, il più forte esercito continentale. La Venezia fu la prima a sollevarsi contro gli austriaci, 17 marzo, l'inizio, se volete, della prima guerra di indipendenza, e fu l'ultima ad arrendersi in tutta Europa. Con la caduta di Venezia finiscono anche i motti cosiddetti del 48-49 in Europa. Dicevamo, avevamo lasciato Venezia con Daniele Manin, che è obbligato ad accettare l'annessione al Piemonte pur di ottenerne l'aiuto militare. In realtà fu un atto che non ebbe nessuna conseguenza pratica, perché poco dopo i piemontesi vennero sconfitti a Custoza e firmarono l'armistizio. Ma nonostante la ritirata piemontese, i veneziani continuarono nella loro guerra di resistenza contro gli austriaci e continuarono per diversi mesi anche dopo la seconda sconfitta degli austriaci a Novara. A Venezia giunsero diversi volontari un po' da tutta Italia e anche un po' da tutta Europa, e la stessa Venezia si alleò con l'Ungheria di Kossuth, sperando che gli ungheresi potessero sconfiggere gli austriaci e potessero giungere ad Armanforte, a Venezia, che stava combattendo una battaglia analoga, la liberazione contro il dominatore straniero comune ad entrambi, e cioè la Corona d'Austria. In realtà poi anche l'Ungheria dovrà riconoscersi sconfitta nell'agosto del 1849, e pertanto a Venezia non giungerà nessun aiuto nemmeno da parte ungherese. E d'altronde le forze in campo erano assolutamente impari. A difendere Venezia c'erano circa 16.000 uomini male equipaggiati, l'esercito austriaco poteva contarne 30.000 uomini esperti,
temprati da continui combattimenti e forniti della migliore artiglieria dell'epoca. È stato scritto che i veneziani erano chiusi vivi in una tomba, perché fondamentalmente rimangono sotto stato d'assedio dal marzo 48 fino all'agosto del 49. Chiusi in una tomba perché? Perché sappiamo tutti quanti che Venezia sorge su una serie di isole, poco più di 120, e per secoli Venezia non fu mai legata alla terraferma. Il ponte che ancora oggi unisce la terraferma con Venezia, che è questo qui, venne fatto costruire per la prima volta dagli austriaci, su impulso di imprenditori locali però. Venne fatto costruire nel 1846. Era un ponte unicamente ferroviario inizialmente, che doveva unire le due capitali del Lombardo-Veneto, Milano e Venezia. Siamo nell'epoca, vi dicevo, delle ferrovie in cui tutti gli stati cercano di dotarsi di questo mezzo. Ecco, nel 1946 venne creato questo ponte. Era la ferrovia Ferdinandea, dal nome dell'imperatore in carica che era Ferdinando I. Il ponte, gettato in laguna, era ed è lungo circa 4 km. Appena i veneziani si liberano dalla presenza austriaca, fanno saltare per aria circa 250 metri di ponte, per impedire ovviamente un'invasione terrestre da parte degli austriaci. E questo ebbe diverse conseguenze. Da un lato ostacolava l'avanzata degli austriaci, ma dall'altro chiudeva Venezia in una prigione asfissiante, perché Venezia fece fatica ad ottenere forniture di cibo. Pensate a tutti i prodotti agricoli, non nascono a Venezia o in minima parte devono essere importati, ma gli stessi pescherecci veneziani che andavano al largo cercando di ottenere quanto più pesce possibile venivano spesso e volentieri intercettati, arrestati e sequestrati dalla marina austriaca, che solcava quelle stesse acque per appunto nel tentativo di affamare il più possibile la popolazione. Per cui la situazione cominciava ad essere tragica. Gli austriaci cercarono in tutti i modi di penetrare a Venezia nel modo più indolore possibile dal loro punto di vista, quindi per esempio a un certo punto utilizzarono dei grandi palloni aerostatici dai quali fecero cadere delle bombe, ma la cosa non funzionò perché poi ci furono delle raffiche di vento, pensate un po', che trasportarono le bombe verso gli austriaci stesso facendo dei danni, insomma. La cosa seria invece, la cosa divenne più seria quando gli austriaci decisero di utilizzare l'artiglieria. Siamo alla fine di luglio del 49. L'artiglieria con cannoni a lungo raggio venne collocata a Mestre e sul ponte della ferrovia. E Venezia venne bersagliata da continui colpi di cannone che fecero dei danni notevoli, specialmente nei sestieri cosiddetti de ultra, quindi quelli al di là del Canal Grande, Dorsoduro, San Polo e Santa Croce. Tanto è vero che i veneziani durante questi giorni di pesantissimi bombardamenti dovettero fondamentalmente emigrare o sull'isola della Giudecca o nel sestiere di Castello, che era quello più distante e quello più immune ai bombardamenti. I bombardamenti fecero diversi danni, venne colpito per esempio il ponte di Rialto, venne colpito l'oratorio di San Rocco, vennero colpite anche diverse chiese. Ancora oggi, piccola curiosità, se andate a Venezia, questa è la chiesa di San Nicola da Tolentino, chiamata anche la chiesa dei Tolentini, vicino allo Juav. Ecco, lì sulla facciata, vedete, è incastonata una palla di cannone. Vedete che c'è scritto 6 agosto 1849. È la palla che colpì la cupola della chiesa facendolo collassare. Poi la palla venne conservata e incastonata sulla facciata. Un'altra chiesa, la chiesa di San Salvador, questa qui sulla sinistra, questa qua, vedete che anch'essa reca incastonata una palla di cannone. La data è la stessa, 6 agosto 49, fu un giorno in cui piovero centinaia e centinaia di palle di cannone su Venezia facendo dei danni considerevoli.
Ecco, e tenete conto che, così per dare dei numeri, il bombardamento durò 24 giorni, quindi dalla fine di luglio fino al 22 agosto, quando Venezia decise di arrendersi, e su Venezia caddero qualcosa come 23.000 proiettili. 23.000 proiettili. I veneziani resistettero fino all'ultimo, il comportamento fu esemplare. Chiaro che tutti quei veneziani che nutrivano anche qualche sentimento di simpatia nei confronti degli austriaci, perché negli ultimi anni avevano ben governato la città, e cambiarono completamente idea. Il colpo di grazia venne non dalle bombe, non dalla fame, prima o poi Venezia si sarebbe arresa comunque, ma dallo scoppio di un'epidemia di colera che provocò da sola circa 3.000 morti. Sembra che il colera provenisse da alcune uniformi austriache sottratte ai soldati austriaci durante una sortita dei veneziani. I veneziani fecero un raid, tra le varie cose che arraffarono ci furono anche uniformi austriache infette, e così trascinarono con sé il terribile morbo. E a quel punto lì non c'era davvero più nessuna speranza, e Daniele Manin intavola le trattative per la resa. Radetzky, che era il governatore militare del Lombardo-Veneto, fu profondamente impressionato dall'eroismo della popolazione veneziana, che più di tutte in Europa aveva resistito fino all'ultimo all'assedio austriaco, e promette delle condizioni di resa indulgenti. Tanto è vero che i leader politici della rivolta, e questo è veramente anomalo, e quindi Daniele Manin, Niccolò Tommaseo e una serie di altri, Guglielmo Pepe che a un certo punto giunse a dare una mano, a tutti costoro venne promessa la possibilità dell'esilio, cioè non sarebbero stati condannati a morte come spesso capita nei confronti dei traditori o dei rivoluzionari, ma avrebbero potuto andarsene all'estero, togliendo così il disturbo. Ecco, e infatti Manin, Tommaseo e gli altri prenderanno la via dell'esilio, ma potranno conservare la vita. E qui finiamo. Se andate a Venezia, questa è Riva degli Schiavoni, siamo vicini a Piazza San Marco, c'è un monumento molto famoso. Il monumento venne realizzato da Ettore Ferrari 10 anni dopo la morte di Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia. Si volle festeggiare il decennale della sua morte a Venezia, erigendogli questa statua. Vedete Vittorio Emanuele II a cavallo con una spada in mano mentre incita la battaglia, e vedete, cosa che ci interessa di più, una statua, in realtà ce ne sono due, questa statua qui, Venezia trionfante, e la statua, quella che ci interessa, sul retro, che in questa immagine non si vede, si trova lì. Ecco, lì dietro c'è questa seconda statua che è Venezia soggiogata. Perché ci interessa questa statua? Perché ha a che fare proprio con il periodo storico che stiamo prendendo in considerazione. Vedete che in questo lato del monumento Venezia viene rappresentata in due modi, con una donna e con un leone. Sono due metafore di Venezia, evidentemente. E viene rappresentata Venezia nel momento della sconfitta, e ciò nonostante è rappresentata ancora fiera, orgogliosa e combattiva. Il momento della sconfitta è proprio la sconfitta del 1849, quella che abbiamo appena descritto. Vedete un leone che sta mordendo la catena. La catena è il giogo austriaco che continua a imporsi su Venezia, e Venezia deve per forza di cosa accettare la catena, ma è ancora viva, è ancora energica, morde la catena e morde il freno, vuole liberarsi. Infatti dall'altra parte del monumento, lo vedremo quando sarà ora, ci sarà il leone che spezza la catena, perché a un certo punto gli austriaci verranno cacciati. L'altra metafora è la stessa cosa, vedete questa donna, no? Che rappresenta Venezia, tiene in mano lo sguardo, vedete, ancora fiero, ancora grintoso, tiene in mano la bandiera, i simboli della patria, e nell'altra mano una spada spezzata. I veneziani che combattono fino all'ultimo
fino all'ultima risorsa, fino a quando privi di mezzi devono cedere. Veneziani che combattono anche in forza dell'unità di popolo, che si stringono attorno ai valori patri senza cedere a dissidi interni. Infatti vedete sulla guardia della spada c'è un piccolo fascio. Il fascio era un simbolo molto diffuso nel Risorgimento, lo utilizzò parecchio anche Garibaldi, vecchio simbolo della Roma repubblicana che indica che cosa? L'unità e la forza che proviene da questa unità. Ai piedi della Venezia soggiogata vedete che c'è un cannone, fa riferimento ai cannoni degli austriaci che bersagliarono per molti giorni la città, e vedete la sproporzione, no? La piccola Venezia che tiene in mano un'arma bianca, una spada, contro le più efficienti e le più devastanti armi degli austriaci. Nonostante questa sproporzione, Venezia continua ad impugnare saldi, simboli della patria, volendo difenderli fino all'ultimo. E proprio qua in primo piano vedete questo scudo, qui vedete un'altra prospettiva, che reca con le cifre romane la data del 1848-1849, cioè fa proprio riferimento a quella ribellione di Venezia che si incastra nella prima guerra di indipendenza italiana e che poi però finì tragicamente con la resa di Venezia, la Venezia soggiogata. Venezia soggiogata che però non sarà l'ultima parola, perché poi, ripeto, ci sarà anche una Venezia trionfante. Finiamo con questa immagine, l'ultima slide. Questo è un quadro molto famoso di Francesco Hayez. Francesco Hayez è l'autore del più famoso Bacio, non so se avete presente. Comunque fu un autore, forse l'autore e l'artista più famoso del Risorgimento, colui che meglio di altri seppe restituire attraverso l'arte tutti i vari momenti più significativi dell'epopea risorgimentale, le speranze, le gioie, i timori, le delusioni degli italiani. Questa è un'opera che si intitola La Meditazione e vedete realizzata tra il 50 e il 51. In quest'opera Hayez cerca di esprimere tramite una metafora, la donna rappresenta l'Italia evidentemente, i sentimenti di delusione e di frustrazione di tanti patrioti che riponevano la fiducia o in Pio IX o in Carlo Alberto o nella sollevazione repubblicano-democratica, ma che tutti in un modo o nell'altro alla fine dovettero leccarsi le ferite e accettare la restaurazione dei regimi viennesi. Ecco, scelse come soggetto Hayez questa donna, vedete che una ragazza seduta, lo sguardo un po' enigmatico, un po' meditabondo, forse anche accusatorio, ed è una ragazza con il seno scoperto. Qui è molto simile come immagine a quella più famosa di Delacroix, La libertà che guida i popoli. Un'opera, quella di Delacroix, che venne ideata in un contesto molto simile, e cioè durante i moti del 30 e 31, che però in quel caso furono vittoriosi da parte dei francesi. Ecco, in genere queste donne con il seno scoperto rappresentano in questi contesti l'immagine della patria, della madre patria pronta a nutrire i propri figli per infondere loro coraggio e energia per poter continuare a combattere. Ecco, nel caso di Hayez però sembrerebbe essere abbastanza diversa la cosa, perché vedete che lo sguardo non è affatto enfatico, non è affatto grintoso, è uno sguardo rammaricato, deluso. Qualche critico d'arte vede in queste macchie nere anche dei lividi. Forse questa è una donna che è stata maltrattata, forse è stata violata dal suo aguzzino, dal suo persecutore. E immagine di un'Italia sconfitta, evidentemente. E in questo modo qui Hayez voleva esprimere la delusione di moltissimi patrioti italiani. Dopo la sua pubblica esposizione, Hayez aggiunse 2 scritte in rosso, che sono queste.
Una è Storia d'Italia, che si trova proprio sul libro, e altre scritte che qui non si vedono sono le date 18, 19, 20, 21, 22 marzo delle 5 giornate di Milano. Cioè, senza ombra di dubbio, Hayez voleva imprimere questo significato all'opera, e cioè un significato patriottico. Questa donna delusa dalle speranze dei patrioti che non poterono unificare la nazione, ma che ciò nonostante ancora tiene in mano i simboli della storia dell'unità nazionale. E vedete, quel crocefisso in qualche modo richiama forse anche la visione di Mazzini, e cioè quella dell'unità nazionale era una missione religiosa che Dio affidava al popolo italiano. Il sacrificio di quelle 330 e passa persone che morirono durante le 5 giornate di Milano fu un martirio per la patria, e quindi come dire, un gesto destinato a infondere nuovo coraggio, nuova speranza a tutti gli altri italiani e persone di buona volontà. Ecco, ad ogni modo era chiarissimo, e qui Hayez lo esprime bene con quest'opera, che tutti i tentativi per unificare l'Italia o per cacciare gli austriaci erano falliti. Cioè, l'idea di Carlo Alberto che l'Italia potesse fare da sé era un'idea fallimentare. Né i principi potevano fare da sé, né il popolo poteva fare da sé. I piemontesi erano stati sconfitti 2 volte dagli austriaci, Custozza e Novara. Era impossibile per l'esercito piemontese da solo cacciare gli austriaci dall'Italia. Avrebbe avuto bisogno di alleati, e quindi dei francesi. Gli stessi francesi però erano coloro che avevano protetto e reintrodotto il Papa a Roma, e che quindi non avrebbero concesso l'annessione di Roma ad un futuro neonato Stato italiano. Per cui era chiaro che o i francesi contro gli austriaci, o i francesi che avrebbero conservato Roma e il Papa, era chiaro che qualsiasi progetto di unità nazionale poteva realizzarsi solo con il consenso delle grandi potenze europee, con il consenso in qualche modo degli austriaci, che avrebbero accettato di ritirarsi dal Lombardo-Veneto, e con il consenso dei francesi, che avrebbero accettato un'annessione di Roma all'Italia. Consenso che però in questo momento, 48-49, era assolutamente di là da venire, assolutamente inesistente. Se l'Italia, o se il Piemonte avesse voluto, o se chiunque altro avesse voluto unificare la penisola italica, avrebbe dovuto farlo non da sé, ma con l'aiuto delle grandi potenze europee, aiuto che però era tutto da cercare e da trovare. Fino a quel momento probabilmente il tentativo più rilevante per giungere all'unità d'Italia fu quello proposto, ma morto anche sul nascere, proprio da Pio IX con la Lega Doganale Italiana. Fu forse il tentativo più lungimirante e più promettente, che comunque venne abortito subito. E da lì in avanti bisognava cambiare strategia, e sarà proprio quello che farà, lo vedremo, Camillo Benso di Cavour. Volendo ampliare i confini dello Stato piemontese, cercherà aiuto proprio presso i francesi. Né il Piemonte né nessun altro soggetto politico italiano poteva fare da sé. Arrivederci alla prossima.